Continuiamo la lettura di questo bel libro, una paginetta prima di presentare i graditissimi ospiti. Allora iniziamo Leone Alato, questa storia molto bella che fa capire veramente nel DNA che abbiamo noi veneti, italiani, ma anche molti veneti soprattutto, e creare delle cose incredibili dal niente. Allora, così, proprio come sua madre, a volte sentiva il bisogno di lasciarsi alle spalle la porta di casa, varcare quel cancelletto di legno e percorrere quella lunga strada che sembrava tendente all'infinito. Poi svoltare in un tratturo che costeggia un campo del nonno e che porta ad addestrarsi nel bosco con le sue tante voci che aiutano a trovare tra le decine di sentieri percorribili quello maestro che porta ad un gruppo di case, tutte uguali, e ad un laghetto dove osservare i pesci dall'alto di una roccia, standone a cavalcioni e da là sopra sprecchiarsi all'ingiù. Si sentiva meglio nel fare quello, era come una sorta di rito capace di restituirgli energia, vitalità e sicurezza. Un giorno, mentre era intento ad interrogarsi, concentrandosi sul movimento dei pesci, si sorprese a guardare un altro movimento che si rifletteva sulla superficie verde dell'acqua. Così sollevò la testa e si scoprì ad ammirare quella enorme pala eolica metallescente che stava ruotando sopra di lui. Detto questo, continuiamo invece con la nostra trasmissione. So che vi piacciono i libri, mi fa molto piacere, e vi presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Diva Simonetto, dermatologa, grazie dottoressa di essere qui. Abbiamo anche Maurizio Antonini, direttore CIA, Confederazione Agricoltori. Buongiorno direttore, un piacere averla ospite e rivederla. Quante cose questa mattina anche con la dottoressa Simonetto e con lei da parlare di quello che è la salute pubblica, che qualcuno si dimentica che è il primo posto, cosa mangiamo, cosa cerchiamo anche di capire quando mangiamo, l'importanza anche di informarsi, di sapere, e soprattutto, dottoressa Simonetto, parleremo di allergie. Allergie in tutti i sensi, specialmente allergie alimentari. Ogni giorno salta fuori qualcosa di nuovo. Come vede la situazione? E siamo così attenti alla nostra salute anche del comportamento che abbiamo anche nell'alimentazione? Ad esempio fra poco aprirà la stagione estiva, il sole, ecco, noi ci scopriamo, creme su creme. Prego dottoressa. Beh, direi che adesso le persone sono molto più attente. Soprattutto per l'alimentazione, per cui ci sono delle attenzioni a volte anche esagerate, guardando alle piccole cose e non guardando alle cose più importanti, la composizione, a dove sono stati allevati gli animali, a dove sono stati coltivati, come sono stati coltivati, dove è stata coltivata la verdura, con che pesticidi. Su questo però c'è una bella educazione ormai adesso, però c'è anche l'esagerazione, l'allergia a tutto. Cioè adesso la prima manifestazione cutanea è sempre allergia, non è sempre detto che sia un'allergia alimentare, può essere allergia da contatto. I pesticidi possono non solo creare problemi gastrici, intestinali, di intolleranze o di allergia, ma possono creare anche delle dermatiti irritative da contatto, come tutte le cose chimiche. L'importante proprio nell'onestà e nella serietà di quelli che possono essere gli agricoltori, i coltivatori. In Italia le regole sono severissime. Io personalmente cerco sempre cibi italiani perché so che la legislazione italiana, sia per l'allevamento degli animali sia per l'agricoltura, è considerata tra le migliori, è molto severa. Poi se ci sono inghippi vari questo non è, però la legislazione è molto seria, i controlli sono seri, quindi non è una propaganda per le cose italiane, però affidiamoci all'Italia per queste cose, siamo molto seri in genere. Grazie dottoressa Simonetto. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Maurizio Antonini. Direttore, una cosa importante è capire quello che dice la dottoressa Simonetto. Dobbiamo anche sapere che ci sono delle brave persone che cercano anche di fare il lavoro molto seriamente. Il problema è che basta un esempio negativo e tutti ci mettiamo sulla difensiva. Adesso ci mancava il maltempo, poi ne parleremo, direttore, che sta mettendo in ginocchio questo territorio e non solo, e soprattutto l'importanza anche degli investimenti su questo territorio fragilissimo. Com'è la situazione, direttore Antonini?
Beh, l'ho detto prima la professoressa Simoneto, oggi noi in Italia abbiamo controlli importantissimi per quanto riguarda la filiera agricola e quindi sia la parte zootecnica e anche la parte dei seminativi. E controlli, guardi, che basti pensare che su un'azienda agricola normalmente su un anno si fanno 35 controlli, oltre al fatto che oggi vengono fatti controlli molto severi per quanto riguarda la produzione dei nostri prodotti agricoli. Quindi la filiera italiana, i prodotti italiani, i prodotti veneti sono super garantiti, cosa invece che non succede all'estero. Basti vedere, guardi, questo Mercosur, che è questo accordo commerciale che è stato fatto tra l'Europa e i paesi del Sud America, che non ci sono le stesse regole, cioè le regole della reciprocità non ci sono. In Italia c'è l'obbligo di utilizzare determinati fitofarmaci consentiti a livello europeo, esclusi molti fitofarmaci già da 15-20 anni per la loro pericolosità in Italia, che si possono utilizzare invece in altri paesi. Ecco, su questo noi non ci stiamo, noi vogliamo le stesse regole, e se sono regole severe per quanto riguarda le produzioni agricole italiane e venete, noi vorremmo che queste regole siano rispettate anche all'estero. E quindi sempre di più dobbiamo andare alla ricerca dei nostri prodotti italiani, sempre di più dobbiamo ricercare tutto quanto questo nell'etichetta, ma anche qua dobbiamo fare un'ulteriore valutazione, perché guardi, basti pensare che oggi portare in Italia e quindi superare le barriere doganali un prodotto e poi trasformarlo solo nella parte finale in Italia, quel prodotto diventa italiano. Allora anche qui dobbiamo capirci, noi dobbiamo capire invece e dare certezza ai nostri consumatori della filiera, e quindi dalla produzione alla trasformazione e al consumo. Allora in questo momento noi non abbiamo questa certezza, perché questa certezza l'abbiamo con l'etichettatura, che oggi non include tutti questi passaggi. Noi oggi invece vogliamo che questi passaggi siano ben chiari, che poi i consumatori hanno la possibilità di decidere quale prodotto oggi prendere nel supermercato o nei vari mercati. Però, direttore, le regole del gioco le dà l'Europa e noi in Europa abbiamo i nostri parlamentari. Ecco, come vede lei la situazione? Sì, perché ma guardi, si dà sempre la colpa all'Europa, si dà sempre la colpa a qualcun altro, ma in Europa abbiamo anche i nostri parlamentari che firmano, delle volte ci chiediamo ma cosa ci dicono? Prego, direttore. Sì, guardi, su questo abbiamo fatto fronte comune, soprattutto i parlamentari che noi conosciamo, quindi del Veneto. Abbiamo fatto delle grosse iniziative e manifestazioni sia a Bruxelles e sia a Strasburgo con tutte le organizzazioni agricole, con tutte le organizzazioni agricole europee, e su questo i nostri parlamentari ci seguono. Poi vede, a livello poi europeo ci sono i parlamentari italiani, ma ci sono anche altri parlamentari. Ma guardi, su questa battaglia che abbiamo fatto della reciprocità, noi siamo convinti che i nostri parlamentari ci vengono dietro su questo. Ovvio che poi a livello europeo noi rappresentiamo una parte di tutto ciò, e quindi su questo poi ci sono regole diverse che noi però contrasteremo. Noi però entreremo ancora in fase di valutazione e faremo ulteriori iniziative e manifestazioni nel momento in cui non si verificano questo. Allora andiamo a vedere anche una cosa importante che riguarda tutti noi, soprattutto quello che è i dati che abbiamo sulla dermatologia. Andiamo a sentire questi dati e poi ne parliamo, perché riguardano tutti, riguarda la comunità. Andiamo a sentire. Le immagini scattate da queste 12 macchine fotografiche ad alta risoluzione sono fondamentali nella mappatura dei nei. Sovrapposte e confrontate a distanza di un tempo stabilito, 4, 6, 12 mesi dal medico dermatologo, permettono di compiere una diagnosi accurata del rischio di sviluppare un melanoma. Sono in aumento le patologie della pelle e lo dimostrano le oltre 70.000 prestazioni offerte nel 2024 dagli operatori della clinica dermatologica dell'azienda ospedaliera di Padova. Dall'intelligenza artificiale arriva un supporto fondamentale, grazie soprattutto ai milioni di dati con cui le immagini scattate possono essere confrontate, ma la diagnosi resta del medico. Noi la valutiamo, prendiamo atto, stiamo cercando di capire quanto l'intelligenza artificiale coincida con le nostre diagnosi, stiamo facendo degli studi per vedere se la diagnosi dell'intelligenza artificiale è superiore alla nostra,
ma ad oggi non la possiamo usare, non esiste un sistema computerizzato di diagnosi in cui il computer sostituisce l'uomo. Con la bella stagione in arrivo, dal direttore della clinica dermatologica un invito a non considerare il sole un nemico, anzi. Il sole fa bene, quindi noi dobbiamo partire dall'idea che l'esposizione al sole è fondamentale per ognuno di noi. E quanto più scuri siamo, tanto più abbiamo bisogno di sole. Io dico sempre, tanto sole senza scottarsi in base a quello che è il nostro fototipo. Questo può essere una sintesi che possiamo applicare ad ognuno di noi. Ecco, voi direte che bella questa trasmissione, e lo so che lo dite, perché ho messo proprio in contrasto due realtà. Il dottor Antonino, il direttore della CIA, e la dottoressa Simonetto. Perché? Perché lavoro nei campi, ci si veste poco, ecco, e soprattutto la pericolosità, adesso sentiremo cosa dice la dottoressa, anche per i giovani agricoltori, questi bambini, ecco, no, io dico che a petto nudo. Prego, dottoressa. Perché una volta, sono d'accordissimo che il sole è essenziale per la vita. Era adorato fin dall'antichità da tutti quanti, perché fonte di vita, senza il sole non vivremo, non ci sarebbe la vita di tutti i giorni, non si potrebbe fare l'agricoltura, non si potrebbe fare l'allevamento. Però, come tutte le cose buone, dipende da come viene usufruito. Noi ne usufruiamo spesso male, ne usufruiamo usando i danni del sole, usandone troppo, non prendendone in una maniera adeguata, come diceva il dottor Laibach, il professore Laibach, in base al nostro fototipo. Noi non abbiamo tutti lo stesso colore di pelle, andiamo dal rosso da noi al Mediterraneo, i meridionali, a quelli che hanno quella pelle scura che si abbronza sempre, ai rossi che non si abbronzano mai. Questi hanno perché hanno delle pelli diverse? Perché hanno anche una melanina diversa, non solo la quantità della melanina, ma anche la qualità. Un rosso o un biondo avrà una melanina che non è mai nera, mai. È una melanina che è rossastra, per cui al massimo diventerà biscottino, ecco, diventerà biscottino ma non diventerà mai nero. Renderci conto di questo e imparare a usufruire degli effetti benefici anche per il corpo del sole è essenziale. Senza il sole non abbiamo la vitamina D, saremo tutte delle persone tristi, antipatiche, andremo contro il suicidio come tutti i popoli dove non c'è la luce. Prendiamolo con attenzione. Soprattutto attenzione ai bambini. I bambini hanno una pelle sottile, non possono essere esposti in maniera esagerata al sole. Non dico come in Australia, dove bambini molto bianchi sono messi sotto un sole caliente, ma da noi cerchiamo di coprirli, non portarli mai nelle ore errate, non portare mai in spiaggia i bambini neonati, perché in spiaggia il bambino neonato può stare anche a casa, sotto un bel porticato, sotto un bel albero, per quando si portano al mare coprirli certamente di creme, ma coprirli anche con i vestiti. Una bella maglietta, un bel paio di calzoncini, non è che il bambino prenda meno sole o abbia meno effetti benefici, però si scotta meno. Mi direte, le creme, mettiamo tanta crema. Certo, le creme protettive sono essenziali e hanno sempre aiutato tutti. Le creme proteggono fino a un certo punto, proteggono per un determinato periodo, 1 ora, 2 ore, 3 ore, in base a 30 o 50. Non tutta la giornata. No, certamente, al massimo 2 ore, il sudore, il mare, il bagno, porta via, e anche l'effetto della crema stessa. Inoltre io ho un pallino che mi resta sempre, mettiamo le creme, ma non possiamo andare al mare e mettere le creme 100 volte, poi andare nell'acqua e inquinare, perché milioni di persone che mettono creme, milioni di persone che vanno in acqua, sono milioni di quantità di creme che finiscono nel mare. Una maglietta, un taftano, una camicia, stare sotto gli alberi, andare al mare nei momenti migliori o più giusti, secondo me sarebbe una cosa intelligente e di buon senso. È bello essere abbronzati, sì, è bello,
e abbronziamoci in base, come diceva il dottor Laibach, al nostro tipo di pelle. Io al massimo arriverò biscottino, una persona meridionale che ha una pelle, un fototipo mediterraneo più scuro, si abbronzerà di più, ma tutti e due avremo gli stessi effetti benefici del sole. Una volta Una volta si vestivano. Esatto, una volta nei campi erano vestiti. Perché sapevano dei problemi del cappello in testa, dei problemi che poteva dare il sole. Forse non conoscevano bene il melanoma, ma conoscevano l'invecchiamento della pelle, i tumori cutanei, quelli non melanomi. Le dame veneziane mettevano i guanti perché le mani invecchiavano molto prima del resto, perché sono sempre esposte al sole. Io faccio un esempio: viso, mani e décolleté noi li abbiamo sempre al sole. Le rughe maggiori arrivano proprio sul viso, mani e décolleté. Una bella chiappa di una persona di 90 anni è bella, liscia come quella di un bambino, mentre il viso è rugoso. E questo perché? Perché l'invecchiamento, oltre all'invecchiamento, alla perdita di elasticità e tutto quello legato all'età, è molto legato all'esposizione solare e non al sole forte, al sole che si prende tutti i giorni, alla luce che abbiamo in continuazione, anche quella, la luce bianca, la luce UVA, quella che viene attraverso la finestra. Quindi esponiamoci al sole con intelligenza. Ci si può abbronzare anche sotto l'ombrellone? Sotto l'ombrellone bisogna stare attenti, perché sotto l'ombrellone si prende l'80% dei raggi. Quindi io sto sempre sotto l'ombrellone eppure mi scotto, è ovvio, soprattutto se ha una pelle chiara. E soprattutto se si sta sotto l'ombrellone dalle 11 alle 3, l'orario maggiore. Ci si abbronza di più alla mattina o alla sera, perché gli UVA, che sono quelli che abbronzano di più nelle ore non centrali, nelle altre in cui sono gli UVB, che sono quelli che scottano di più. Avete sentito Grosso pillole modo. di saggezza dalla dottoressa Simonetto. Abbiamo il nostro Rinaldo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cominciamo con l'agricoltura. Una volta i contadini, gli agricoltori, alla sera erano per i campi e gli suonava la roba. Al mattino erano al mercato. Oggi non è più così. Quei frigoriferi che in giro, che i fastrai con i frigoriferi, i cava la roba crua, li metti in frigorifero e ne fa mangiare dopo 30 giorni. Adesso un pero, una pomma, una banana, un melone, vabbè, che non c'è roba stagionale. I cava la roba li metti in frigo. Cosa vuoi che mangiamo? La roba non è più buona, è trattata, non ti mangi più cavata dalla terra fresca, ti mangi tutto adesso con questi mercati che vedete dal Sud America. Mangiamo la roba che non è stagionale, che non è... Ma cosa ne mi cerca? Abbiamo rovinato gli altri il mercato, accettare queste cose, perché e bambini e bidoni non abbiamo bisogno che l'estero ne manda i pecorini, i pevaroni, agli altri, che qua nel Veneto abbiamo la roba più buona del mondo. Allora che se 80 anni che sono in mezzo a questa roba qua, so quello che dico. Adesso anche l'etichettatura che vede sulla roba ai supermercati, o ti sei un scienziato o perché come ti vedi una etichetta KLMB, ma devo un professionista. Noi altri vediamo, adesso si compra il colore, il prezzo, ma la roba dentro non è buona da mangiare. Le scatolette fanno fuori male, è la roba che costa pochi soldi e a te fa male, ma perché i poveretti non può prendersi. Un signor non mangia il prosciutto da €1 e voi più buono da 4-5 euro. E qui è roba buona. E con il supermercato comprare non è solo, ma buono. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti. Hai fatto delle riflessioni, tu eri nel pezzo perché vivevi per anni al mercato, il mercato di Rialto, come hai spiegato, portavi questi prodotti meravigliosi che abbiamo anche a Venezia, anche nella terraferma, molto molto buoni. Allora direttore, la mia domanda invece
a lei è questa. Cosa sta succedendo anche con questo cambiamento climatico? Abbiamo visto cosa è successo in questa settimana, la grandine che è caduta, ecco, proprio questi raccolti distrutti, e soprattutto come prevenire, cosa fare. Bisogna fare degli investimenti importanti. Ecco, siete supportati? Ecco, questo agricoltore veramente che si vede distrutto e raccolto, guardate che è terribile, e non solo. Prego, direttore. Mirella, siamo poco supportati purtroppo, e quando si parla di cambiamenti climatici, quelli che oggi ci rimettono maggiormente sono gli agricoltori, ovviamente. E quindi vede, noi dobbiamo dare oggi certezza alla redditività dei nostri agricoltori, perché se non diamo certezza su questo, ovviamente i nostri agricoltori non potranno più esercitare in maniera coerente e corretta l'attività di imprenditore agricolo. E allora la domanda viene spontanea: e come si dà certezza a questo? Beh, dobbiamo far sì che ci siano quelle politiche che diano la possibilità ai nostri agricoltori di fare le assicurazioni, ma non di fare le assicurazioni come sono oggi, perché le assicurazioni di oggi sono quasi irraggiungibili a livello di costo per le nostre aziende agricole, e quindi dobbiamo intervenire con strumenti importanti da parte del Ministero, ma anche da parte della comunità europea, perché il problema dei cambiamenti climatici non è solo dell'Italia, è di tutti, per dare la possibilità ai nostri agricoltori di avere la possibilità di fare un'assicurazione commisurabile e gestibile e sostenibile all'interno della propria azienda agricola, perché se io devo spendere 3 volte di più di quello che vale il mio prodotto per quanto riguarda il premio assicurativo, beh, è chiaro che a quel punto è meglio che non mi assicuri e che speri nelle preghiere del Santo Dio. Questo è il punto. Quindi dobbiamo intervenire su questo e dare certezza ai nostri agricoltori di fare questo. E quindi la parola è come dobbiamo difendersi dai cambiamenti climatici, dando la possibilità ai nostri agricoltori di fare quelle assicurazioni sostenibili economicamente, per dare la possibilità, nel caso in cui c'è un cambiamento climatico, la grandine, il vento, tanta pioggia e quant'altro, dare la possibilità ai nostri agricoltori di avere una redditività minima all'interno della propria azienda. Direttore, un altro problema è un cambiamento culturale che dobbiamo fare. Abbiamo assolutamente bisogno di manodopera. La troviamo su questi arrivi stranieri, però facciamo fatica anche a inserirli nel mondo del lavoro, perché manca sempre qualcosa, qualcuno non ha ancora, nonostante tante carte, la carta giusta per andare al lavoro. Non le sembra che, come ha detto quel dirigente che adesso è in pensione, fa l'avvocato della Polizia di Stato, che forse tra le pieghe di tutte queste normative bisogna trovare il buon senso, cercare di lavorare col buon senso? Perché se non abbiamo la possibilità di inserire queste persone all'interno di questo lavoro, in qualsiasi situazione, perché io sento questa necessità da parte di tutti, dagli industriali agli artigiani, a tutti, e non ne andiamo fuori. Però poi vediamo delle situazioni di caporalato che fanno rabbrividire, vediamo situazioni come vivono queste persone che lavorano nei campi. Allora cos'è? Forse bisogna veramente cercare di fare non il solito tavolo con gli stati generali che poi non riusciamo mai a capire cosa producono, ma di capire la volontà di dare dignità alle persone che lavorano, quelle che vogliono integrarsi, quelle che vogliono veramente trovare un futuro dignitoso, e soprattutto l'alloggio. Ecco, cosa ne dice, direttore? Perché avevo proprio piacere di sentirla dopo quello che è successo in questi giorni, e penso lei sappia. Prego. Sì, guardi, su questo dobbiamo fare molta chiarezza. Innanzitutto le organizzazioni agricole, sia agricoltori italiani e tutte le altre organizzazioni agricole, siamo contro il caporalato, contro lo sfruttamento, contro il lavoro nero, e quindi su questo penso sia un elemento importante. Anche qua, se c'è qualche azienda o c'è qualche situazione di caporalato, si deve assolutamente intervenire all'interno delle strutture che noi oggi conosciamo, insieme anche con i prefetti, perché oggi un lavoro importante le organizzazioni lo stanno facendo anche con i prefetti. Però dobbiamo fare molta chiarezza, come ha detto lei, e usare molto buonsenso. Decreto flussi. Gli agricoltori ci rimettono sempre. Non è possibile oggi, è giusto fare tutta una serie di controlli, è giusto fare tutta una serie di verifiche, assolutamente sì, ma non è possibile oggi che un'azienda faccia richiesta con il decreto flussi, quindi la possibilità di avere manodopera
straniera e ci venga data risposta dopo 6-7 mesi. Dopo 6-7 mesi il raccolto è già finito, l'attività in agricoltura è già finita, noi abbiamo necessità di essere molto smart su questo, veloci su questo, nel momento in cui si fa la domanda all'inizio dell'anno, avere subito la risposta e soprattutto avere la risposta di quelle persone, di quelli immigrati che abbiamo già individuato negli anni precedenti, e quindi dare anche la possibilità di smaltire la parte burocratica su questo. L'altro aspetto sono gli alloggi. È vero, dobbiamo intervenire su questo. Ci sono oggi da parte di molte aziende agricole, quindi è una proposta che noi facciamo a livello non solo regionale ma anche a livello nazionale, dà la possibilità alle aziende di fare degli alloggi semimoventi all'interno delle proprie aziende, che non includono costruzioni in murature, e quindi anche in maniera dignitosa all'interno di determinate situazioni, determinate attrezzature che oggi esistono, in maniera tale da utilizzare questi alloggi per dare la possibilità a questi immigrati di avere in maniera corretta, in maniera anche appropriata, il proprio posto da dove dormire e dove mangiare. Oggi ci sono queste possibilità e noi dobbiamo intervenire a livello regionale e a livello nazionale, che ci sia la possibilità a livello urbanistico di intervenire su questo. Ripeto, non con la costruzione di nuove case, ma con alloggi semimoventi, in maniera tale da dare la possibilità di dare soluzioni e risposte a queste situazioni. Allora, direttore Tonini, io però le dico una cosa, che ho trovato grande reticenza da parte sia di industriali trevigiani, non di tutti, ma di una parte, e di anche artigiani. Fanno fatica a fare squadra, fanno fatica, cosa che invece succede in Friuli Venezia Giulia, qui a 2 passi da noi, non si sa il perché, ma a Treviso si fa fatica a fare squadra. L'ha notato anche lei, perché se le parlo vuol dire che ho avuto un confronto anche a livelli molto alti, ed è emerso questo, che purtroppo nel trevigiano si fa fatica a fare squadra. Prego, direttore. Si vede, Mirella, qui dobbiamo assolutamente fare squadra. Dobbiamo rompere quelle sinergie, dobbiamo rompere quei schemi provinciali a volte che noi abbiamo, e andare su schemi molto più ampi, di lavorare su aree molto più ampie, e quindi quando si lavora su aree più ampie sono esigenze uguali, sia quindi del Veneto, del Friuli, del Trentino ed altro. Dobbiamo lavorare su questo, e quando dico lavorare su questo dobbiamo mettere in campo tutta quella forza e l'energia che noi dobbiamo mettere in campo, sia come mondo agricolo ma anche all'interno di tutte le organizzazioni professionali, artigiani, commercianti, industriali, per dare un senso anche al nostro ruolo importante che noi abbiamo all'interno di questa società, e quindi dobbiamo assolutamente fare squadra su questo. La ringrazio, guardi, direttore, veramente per quello che ha detto, perché ha confermato quello che ho sentito, e il problema è che c'è un profondo nord, non tutto, ma una parte che non riesce a capire invece che ormai non c'è più storia, bisogna fare squadra. Se non fai squadre da solo non andrai da nessuna parte, e sempre di più ti isolerai, e l'isolamento non fa bene a nessuno, neppure alla comunità, perché questi ragazzi che non riescono a essere inseriti poi hanno il nemico dietro l'angolo, che è l'alcol, che è la droga. Ecco, no, e questo non può far bene, perché poi capite bene che quando escono fanno disastri e noi li vediamo. Perciò io penso che sarà proprio tempo di iniziare a capire chi ha voglia di lavorare, come fare lavorare queste persone. Io non posso sentire una persona dire: guarda Mirella, ho tutto in regola eppure non riesco a essere inserito, manca sempre un qualcosa. Ecco, il buon senso che ha detto questo avvocato, che appunto si occupava di immigrazione, ha detto: dobbiamo cercare il buon senso tra le pieghe della burocrazia, se no non ne andremo fuori. Se si vuole si può fare, il Ponte Morandi è una dimostrazione, si è superato di molto la burocrazia e si è riuscito in poco tempo a fare questo. Allora, visto l'emergenza che c'è di lavoro, di posti di lavoro e di persone, vogliamo cercare, lo dico ai politici, perché dovete darvi anche una mossa, perché come dice il direttore non è che si possa aspettare in eterno che tu dia la possibilità
a queste persone di lavorare, perché se passi il raccolto cosa raccolgo? O la semina. Perciò io dico che dovete veramente darvi una mossa, perché ci siamo anche noi che abbiamo bisogno di avere delle risposte, e la risposta è agire, non parlare, perché ne abbiamo le scatole piene di tante parole. Noi vogliamo che voi dovete fare questo, agire. Allora, dottoressa Simonetto, agire anche per la sicurezza. Questi, come dice lei, il bambino non può difendersi, non sa, sono i genitori che fanno fatica a capire l'importanza di quello che ha detto lei, soprattutto di neonati che noi vediamo anche al mare. Questi bambini nudi, ecco. Bianchi di pelle, rossi come dei peperoni messi nella sabbia, che poi il bambino nudo nella sabbia non sta mai bene nudo, perché soprattutto le bambine la sabbia entra dappertutto. Una protezione per i genitali è sempre essenziale dal sole e anche da tutto ciò che c'è per terra, per cui la nudità nei bambini io la sconsiglio. Un bambino sta bene con la sua maglietta, la mamma gli mette la crema, lo tiene fuori, quando va a fare il bagno, se è caldo, gli mette una bella maglietta in modo che non si scotti, perché le creme se ne vanno e vengono, e gli fa fare il bagno in orari corretti, non all'1 di mezzogiorno, dall'1 a mezzogiorno. Ecco, noi speriamo allora anche hanno una pelle molto sottile. Di fare prevenzione stamattina. Un'altra cosa che io raccomando è cercare di usare dei prodotti per i bambini che contengono meno prodotti chimici, più prodotti fisici, come l'ossido di zinco e non tanti prodotti chimici, se ne trovano dappertutto. Ormai l'industria fa le cose più belle, che non sporcano, che non si vedano, insomma c'è di tutto, se cerca, e cercare ditte serie, non ditte che costino poco, perché per i prodotti devono essere ditte serie, conosciute, grosse ditte, perché quelle non cose fatte in casa o nelle farmacie, per quanto bravi siano. Andiamo su multinazionali in cui le cose sono... Allora, proprio un punto a favore di qualche multinazionale, dottoressa Simonetto, che sono sempre nell'occhio del ciclone. Ma per esempio sulle creme, va bene che poi vengono fatte più o meno tutte nella stessa maniera, però ditte molto grosse hanno una conoscenza, un lavoro dietro le spalle molto importante. Ormai si usano le creme fatte in casa, perché sembrano che le creme, in questo senso sto dicendo, sono creme, no, come si dice, sono creme no biologiche, sono creme di erboristeria, sono creme che vengono fatte. Le erboristerie, le erbe possono essere buone ma possono essere anche cattive, si usano oli che vengono dall'Oriente o via discorrendo, che non sempre sono ben controllati. Si va in India e si comprano vari oli per i bambini, insomma, ecco, queste sono cose che soprattutto sui bambini io eviterei. Rosa da Silea, vai Rosa. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buona giornata, vorrei salutare il mio primario Simonetto, ho lavorato con lei. Mirella? Sono tanto contenta. Rosa, sì. Rosa. Bene, anch'io sono contenta. Signor primario Simonetto, buongiorno, sono Scotta Rosa. Sì, ma me la ricordo. Come sta? Mi fa tanto piacere di vederla. Grazie. Sono proprio contenta, signora Simonetto. Grazie infinite. Di tutto quello che mi ha dato. La ringrazio. Ecco, fa piacere, è stato un piacere anche a me sentirla. Sì. Ecco, la dottoressa Simonetto è molto conosciuta, ha lavorato per anni al Canfoncello, è vero, insomma era una persona sempre nel pezzo, e soprattutto con il confronto anche delle volte su dei tavoli importanti, ecco, lei si faceva sempre sentire e qualche volta, ecco, faceva fatica anche ad avere risposte su proposte alternative molto valide. Allora andiamo a vedere questo maltempo, andiamo a vedere queste ciliegie a col ceresa. Andiamo a sentire.
Presidente, facciamo vedere i danni provocati dal maltempo alle ciliegie. Ecco, si iniziano a vedere proprio la spaccatura attorno al manico, che è proprio il tipico del ristagno d'acqua che si forma durante le piogge e dopo verrà accentuato durante la notte quando si abbasseranno le temperature, perciò questo danno diventerà più uniforme su più ciliegie. Il maltempo non dà tregua. Dopo la pausa di mercoledì è ripreso a piovere anche in maniera intensa su tutta la fascia pedemontana. Sull'altopiano è tornata la neve dai 1400 metri in su. Questa è la situazione a Campomulo, che si presenta coperto da un leggero manto bianco. Ha nevicato anche sul gruppo del Carega e sul Pasubio. A farne le spese è in particolare il settore agricolo e nel territorio marosticense la produzione delle ciliegie. Le ciliegie vanno raccolte asciutte, perciò qua bisogna che passi mezza giornata di sole con aria in modo che vengano completamente ad asciugate, dopo si valutano i danni effettivi e si cerca di raccogliere qualcosa, ma qua probabilmente andrà perso tutto, insomma, stando alle previsioni. Insomma. Le previsioni meteo infatti non promettono nulla di buono, almeno per le prossime 24-48 ore. Troppo per queste ciliegie che non potranno essere raccolte in tempo per essere vendute. Circa un terzo della produzione andrà perso proprio a causa delle piogge. Comunque bisognerà staccarle perché se le lasciamo qua a marcire sugli alberi possono portare infestazioni di malattie fungine e parassiti, insomma, perciò è un doppio lavoro. Diciamo che mettere in fila una stagione che sia completamente positiva, che raccogli tutto, di solito si scrive sul calendario come un'annata particolarmente felice. Gli ultimi anni è più complicato tutto, in agricoltura è diventato più complicato tutto. Abbiamo Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella, Buongiorno. io volevo parlare un attimino con la dottoressa che è lì accanto a te stamattina per quanto riguarda la protezione alla pelle. Prego. Mi dica. Ecco, io volevo un attimino chiedere, siccome che ormai si ha una certa età, eccetera, ho notato che c'è un aumento di cheratosi. Qual è la differenza dal cheratosi a un neo normale? E come mai escono queste cheratosi con più frequenza? Ecco, io il sole sono sempre stata abbastanza prudente. Ecco. Allora, le cheratosi, lei forse parla di cheratosi seborroiche, perché ci sono cheratosi e cheratosi, quelle macchiette un po' ruvide, marroncino, nere, che si producono rapidissimamente al tronco, ma anche al viso, che sulla schiena hanno un aspetto quasi di spruzzata. Parla di queste? No, è caduta la linea, sì, di queste parla sicuramente. Allora, le cheratosi seborroiche sono una costituzione, sono costituzionali, generalmente vengono dopo una certa età, sono delle neoformazioni benigne legate da sebo e cellule cheratiniche. Non c'è possibilità di impedire che vengano fuori, non sono legate all'esposizione solare, sono legate all'invecchiamento cutaneo, all'ereditarietà e proprio all'ereditarietà, alla costituzione. Molto spesso chiedi, ma in famiglia c'è qualcuno che mia mamma, mia nonna era piena. Qual è il problema di questo? Danno prurito, perché sono cheratosi che quindi danno quella sensazione di prurito, quindi idratare bene la pelle può essere utile, e poi danno una grossa difficoltà distinguerle da quelli che sono i nei, perché per una persona normale i nei e le cheratosi seborroiche sono molto simili, hanno colori vari, spessori vari, vanno da un camoscio chiaro a delle forme ipercheratosiche, addirittura brune, grossi, impressionanti da vedere. Un controllo dermatologico va fatto, e va fatto anche ogni tanto, non abbastanza spesso, proprio perché si devono vedere se tra queste non sia insorto qualche cosa che sia maligno, perché il melanoma insorge. Direttore Antonini, avremo anche le ciliegie con le cheratosi e anche la frutta, ogni tanto vedremo queste macchioline marrone sulla frutta, abbiamo la frutta con la cheratosi dovuta al maltempo, ma soprattutto capire che bisognerà assolutamente cambiare anche a livello politico quello che è l'aiuto, perché se continuano con questo cambiamento climatico questi agricoltori cosa faranno? Non è che tu possa veramente cambiare
o gestire i tuoi terreni in maniera diversa dal detto al fatto, ecco, cambia, cosa si può fare, ecco, perché c'è un cambiamento climatico che fa veramente spavento. Sì, l'abbiamo detto prima, quali sono le iniziative che noi dobbiamo mettere in campo per dare sicurezza ai nostri agricoltori. Poi vede, un altro elemento importante è avere la sinergia e la condivisione con i nostri consumatori. Ad oggi, se andiamo sui supermercati, vogliamo sempre vedere la frutta top, bella, prosperosa, lucida e quant'altro. Magari se vediamo bene l'etichetta e vediamo anche che quella frutta o verdura o altri prodotti vengono nei nostri terreni, nei nostri campi, nelle nostre province, nella nostra regione, magari non è del tutto bella perché c'è magari qualche macchiolina oppure non è così uniforme, penso che noi dobbiamo dar valore ai terreni, dobbiamo dar valore agli agricoltori del nostro territorio e quindi la sicurezza alimentare passa anche su quello, perché oggi sempre di più gli agricoltori correttamente sono chiamati a ridurre i prodotti fitosanitari e quindi a volte può succedere, rispettando ovviamente tutti i periodi di carenza che già la dottoressa Simonetto ha abbondantemente e giustamente specificato nel suo intervento prima, c'è la regolarità massima su tutto quanto questo, però a volte abbiamo anche prodotti di questo tipo e quindi andiamo a scegliere invece il prodotto che venga dal nostro territorio, anche se non è così bello uniforme, così ben colorato. Direttore Antonini, un'altra cosa è i giovani e l'agricoltura. Com'è la situazione? Perché mi sembra che ci sia veramente un cambiamento anche qua a livello proprio culturale dei giovani che lasciano veramente dei posti, delle volte che lavoravo in banca, ma mi sono stancato. Cioè dei posti anche importanti per dedicarsi all'agricoltura. Perché noi vediamo diversi esempi. Prego. Sì, guardi, oltre al fatto che negli ultimi 5 anni si sono insediati più di 3.000 giovani nel Veneto, oltre al fatto che i giovani rappresentano l'8% della base agricola del Veneto, che non è una percentuale da dir poco, il fatto oggi che vediamo che nelle scuole di indirizzo agrario c'è una richiesta sempre di più di giovani che vogliono iscriversi negli istituti agrari per svolgere questa funzione, penso che siano gli elementi importanti che diano la necessità e la possibilità alla Regione Veneto, al Ministero e all'Europa di fare quelle politiche di accompagnamento e di valorizzazione dei giovani in agricoltura, perché poi alla fine è bellissimo essere in agricoltura, però il terreno è basso e quindi la fatica è molta e quindi dobbiamo dare però la possibilità ai giovani di avere una redditività importante. Ecco, quindi su questo percorso di insediamento di giovani un ruolo importante lo devono svolgere le organizzazioni agricole, lo dobbiamo svolgere noi per accompagnare i giovani, per dare la possibilità a loro di avere una redditività maggiore, ma sempre di più oggi c'è questo indirizzo da parte dei giovani nell'agricoltura e questo non fa che molto piacere al settore agricolo e a tutti i nostri agricoltori. Pubblicità. Un grido d'allarme arriva da una cinquantina di sindaci della Lega da tutta Italia, di cui molti dal Veneto. La forte preoccupazione espressa dai primi cittadini riguarda la direzione di accentramento in merito alla gestione dei fondi comunitari europei prevista per il prossimo bilancio. A fare il punto della situazione è Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. C'è molta preoccupazione perché comunque il Veneto come la Lombardia hanno rappresentato delle realtà dove questi fondi sono stati utilizzati in maniera particolarmente virtuosa, andando a portare risorse sull'economia reale, sul territorio, sulle imprese, sul microcredito, per cui una serie di attività che sono vitali per il funzionamento dell'economia del territorio. Per quanto riguarda l'agricoltura, uno dei settori più colpiti dalla crisi internazionale, Borchia sottolinea come ci siano progressi per la nuova PAC, ovvero la politica agricola comune, anche se, come Lega, l'eurodeputato frena gli entusiasmi riguardo all'accordo Mercosur, una misura che secondo lui va a penalizzare il settore agricolo. Il messaggio che come Lega lanciamo è un messaggio molto chiaro e diretto. Noi non intendiamo che sia sempre l'agricoltura a pagare il conto per gli altri settori.
Mi sembra anche che il nuovo presidente della regione, Alberto Stefani, questo ragazzo molto giovane ma anche molto preparato e competente, io dico sempre vedremo se lo lasceranno lavorare, perché in politica è anche difficile, però se la sta mettendo tutta per quanto riguarda anche l'agricoltura, la calamità naturale, l'ha detto. Cosa ne pensa? Perché avere anche un alleato in regione non è male, o sbaglio, direttore? Beh, guardi, noi abbiamo sempre avuto in tutti questi anni grandi alleati in regione, e oggi se il Veneto si porta come prima regione per l'utilizzo degli importi e dei contributi comunitari a livello nazionale, la prima regione che li utilizza al 100%, penso che è questa la risposta concreta che noi diamo agli agricoltori, che diamo al sistema. Oggi fare agricoltura e soprattutto fare agricoltura nel Veneto vuol dire avere grossi legami con la Regione Veneto, grossi legami con gli uffici della Regione Veneto che continuamente organizzano e condividono i percorsi che dobbiamo fare per quanto riguarda l'agricoltura veneta, e soprattutto dare risposte concrete ai nostri agricoltori, sia sulla parte economica ma anche sulla parte degli investimenti. Oggi fare agricoltura vuol dire fare grossi investimenti. La Regione ha messo in campo insieme con la comunità nell'ultimo quinquennio 800 milioni di euro, nella precedente quinquennio era di 1 miliardo e 183 milioni e li abbiamo completamente spesi. Vuol dire che gli agricoltori hanno investito e si sono ammodernizzati. Questo vuol dire fare agricoltura e questo vuol dire dare risposte concrete al settore. Senta, direttore Antonini, non è il caso anche di iniziare a intervenire di più anche all'interno delle scuole, questa educazione civica anche per quanto riguarda questi prodotti? Perché io dico sempre che non devo essere fortunata ad avere quell'insegnante, quel dirigente, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, essere intrigata. Vediamo bambini che non sanno neppure più distinguere un pollo da una gallina, e tantomeno il papà, li ho sentiti, non lo so, non so mica risponderti qual è il pollo e qual è la gallina. Oppure anche conoscere le erbe, i prodotti. Mi sembra che forse anche voi potete dare un input a questo, direttore? Assolutamente Mirella, ma qui trovo una porta, un portone aperto. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che la Regione Veneto è stata una delle prime regioni ancora nel 2003 a iniziare un percorso con le fattorie didattiche. Erano poche decine qualche anno fa. Oggi sono 200 fattorie didattiche nel Veneto che lavorano costantemente con le scuole, con i bambini, con i ragazzi, per far conoscere il valore dei prodotti, il valore dell'agricoltura, il valore degli animali, il valore di essere all'interno di un'azienda agricola. Dobbiamo fare di più, certo, dobbiamo fare ancora di più. Oggi le fattorie didattiche danno questa risposta importantissima. Dobbiamo oggi andare anche all'interno delle scuole, quindi con progetti specifici insieme con istituti scolastici, insieme anche, io aggiungo, con la Camera di Commercio, che potrebbe essere un altro aspetto importante, che dia la possibilità anche dei finanziamenti importanti per fare tutto quanto questo, per far conoscere i prodotti, le aziende agricole e cosa vuol dire avere un bellissimo paesaggio, un territorio, e soprattutto cosa vuol dire oggi fare agricoltore, perché l'agricoltore oggi è il custode del territorio, l'agricoltore oggi è chiamato a produrre prodotti di grande qualità in grande sicurezza alimentare, ma è anche quello che fa paesaggio e fa territorio e ambiente. È più chiaro di così, il problema è che noi dobbiamo vederne sempre di più. Io a dirle la verità, saranno anche questi numeri, ma una volta anche noi venivamo chiamati a fare le riprese su queste fattorie didattiche, adesso vediamo molto poco. Ecco, io invece sono convinta che la comunicazione, l'esempio, ecco, bisogna investire anche su questo, perché il nostro futuro sono i bambini che diventeranno adulti, che dovranno pur conoscere, capire quanto importante è per un bambino anche capire, ecco, il prodotto che mangia, ecco, insegnare i bambini a mangiare, esatto. Perché noi abbiamo insegnato i bambini a usufruire, mi dispiace, imparato dagli americani, mangiamo hot dog, mangiamo merendine, mangiamo burro di arachide, mangiamo popcorn, non mangiamo quelle cose che
possono essere meno belle da vedere ma molto più buone. Una mela, anche se non è bella rossa, ma che raccogli da un albero che ti viene dalla campagna, fa 100.000 volte meglio di una merendina. Del pane, ecco, il pane. Il pane è una cosa che non si fa più. È tutto pane industriale, è pane immangiabile, non esistono più i fornai. È una cosa che mi ha impressionato. Trovare un fornaio anche a Treviso è un'impresa. Abbiamo Anna, poi continuiamo da Padova. Vai Anna. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei delle informazioni per cortesia per una crema da viso, ecco, bio, ecco, per pelli mature. Può andare bene, non so. Allora, non possiamo dare i nomi, poi non possiamo fare pubblicità alle creme, però sentiamo se la dottoressa Simonetti in qualche modo riesce a rispondere a Anna che vuole una buona crema. Creme bio, non so cosa si intenda per crema bio. Le creme sono tutte creme industriali in cui vengono immesse determinate sostanze più o meno utili, profumi e molte cose. Io credo che le creme migliori, meno cose hanno o meno prodotti chimici, cioè conservanti hanno, meglio sono, e soprattutto creme molto molto ricche creano più facilmente allergie. I contorni occhi, che sono creme ricchissime di un mucchio di componenti, sono quelli che più facilmente creano delle dermatiti, perché la pelle viene a contatto con molte sostanze. Io dico sempre che la pelle è una cosa che vuole essere trattata bene, quindi cose semplici, cose buone, cose che non irritano. Naturale al massimo. Ecco, sul naturale bisogna capire cose, perché non vuol dire che prodotti delle piante siano meglio, perché sono prodotti delle piante, l'ortica è un prodotto di pianta, la cicuta è un prodotto di piante. Creme che siano state testate bene, ecco, questa è una cosa importante. Ce ne sono, non occorre andare con, per carità, buonissime, quelle delle profumerie hanno un buon profumo, però si possono trovare buone creme anche nelle farmacie. E soprattutto questo fai di te in internet, adesso si vedono, prendi la crema, mi fanno particolarmente in 3 secondi paura. sparisce la ruga, no, non esiste, non esiste la crema che ti fa diventare giovane. Esistono creme che permettono alla tua pelle di vivere bene, di essere nutrita, di essere idratata. Non deve essere né troppo. Poi la crema varia da persona a persona. Ci sono persone che hanno la pelle grassa e persone che hanno la pelle secca, quindi questa è una distinzione importante. Le persone anziane hanno generalmente una pelle più secca, i giovani hanno una pelle a volte un po' più grassa. Non posso dargli il nome di una crema, però un buon farmacista sa indicarle allora, vai in farmacia e ti consiglierà. Dottor Antonini, un'altra cosa prima di lasciarla. Mi malediranno le profumerie, però per una persona anziana penso che... È un medico e lei sta ecco, parlando da medico, la penso che una persona Simonetta, anziana la farmacia possa darle più indicazioni. Allora, direttore, un'altra cosa importante è lasciare questo messaggio questa mattina. Ecco, un futuro un po' incerto e soprattutto questi prodotti che costano tantissimo. Ormai c'è la famosa frase: dare dal fruttivendolo è come andare dal gioielliere. Ecco, come vedi il futuro? Che non è che siamo messi tanto bene con questo Trump che veramente ne pensa una e poi di sbagliato ne fa 10 e poi i danni proprio anche di noi consumatori con questi dazi, con questi problemi che si creano, con queste guerre. Prego, dottor Antonini, prego, direttore. Sì, guardi Mirella, la situazione è molto difficile a livello mondiale, ovviamente. Noi siamo per una parola che si chiama pace, ovviamente, e questo penso che sia uno degli aspetti importanti. Pace e solidarietà sono
gli aspetti che i nostri agricoltori, il nostro territorio ce lo chiedono sempre. Oggi è una situazione molto difficile, soprattutto per quanto riguarda il comparto agricolo. Basti pensare che i costi dell'energia energetici, ma anche i costi dei fertilizzanti hanno raddoppiato più del 100%, e quindi fare oggi agricoltura su questo diventa problematico. Si deve intervenire in maniera concreta e dare certezza al futuro. Però guardi, la pace si condivide anche con un altro aspetto importante, che è l'agricoltura e l'agroambiente. Oggi noi dobbiamo sempre più puntare su questo. C'è pace se abbiamo anche la possibilità di produrre cibo e produrre cibo sano, e quindi per far questo dobbiamo dare la possibilità ai nostri agricoltori di continuare a fare gli agricoltori con la passione, con la voglia e con la grande caparbietà che oggi i nostri agricoltori ci hanno insegnato e che sono nei nostri territori. Ecco, questo è l'elemento importante che noi chiediamo e che noi faremo in tutte le nostre sedi. Mi fa piacere che l'abbia detto, perché è di questo che abbiamo bisogno, perché veramente con gli stipendi che ci sono e le pensioni, lei lo sa, e lo sa anche la dottoressa Simonetto, un banco solidale, e vedo veramente famiglie che non ce la fanno più, veramente sono, con questi soldi non riescono più, sono famiglie per bene, famiglie che lavorano, ma il costo della vita è diventato esagerato. Quando hanno pagato l'affitto o il mutuo, cioè non è che si possa veramente dire adesso vado al supermercato, vado a prendere i prodotti migliori, non hanno i soldi, non c'è niente da fare, perché è facile dire mangia sano, dottoressa Simonetto, ma un litro di olio extravergine di oliva, no, un litro, una bogliettina costa 14-15 euro se vuoi un prodotto buono, la carne buona, i salumi, i formaggi. E perciò io mi domando, ecco, io sto facendo una fatica, e poi lo sa, dottor Antonini, avevo chiesto anche la collaborazione, perché veramente non arriva più niente dalla comunità europea, cioè noi viviamo di dolci ormai, cioè arrivano solo dolci che fanno anche male, poi oltretutto sarà che prego sempre i volontari di dire date poco, mi raccomando pochi, perché poi si ammalano, fanno male e hanno i diabeti, diversamente giovani, ma non è che ce l'hanno scritto, dobbiamo crearci noi e loro poveretti, anche loro cosa volete che dicano? Però veramente è un problema che veramente la politica deve risolvere. Io capisco che loro hanno la pancia piena, il problema non lo sentono, ma l'aumento di poveri fa molto pensare, ecco, ci si deve curare, ecco l'importanza anche della cura, parliamo di queste patologie, però se non hai soldi dove vai? Vabbè, per le cure della dermatologia è poco riconosciuta. Io penso spesso a uno psoriasico che ha la pelle coperta da squame, e che cosa passa? Passano molto poco di pomate e di creme, di emollienti, non passano niente. Le cure dermatologiche, ma anche per le malattie tipo importanti, tipo la psoriasi, passano certamente delle cose bellissime, i monoclonali, però per una persona che ha un po' di croste di psoriasi, di squame di psoriasi, non di croste, è un errore, ma detto abitualmente, perché la psoriasi ha le squame, non le croste, un emolliente, anche una crema cortisonica, non è che siano mutuabili, te ne danno un tubetto da 30 grammi per un corpo non fai niente, non esistono creme emollienti che possono essere... C'è poca attenzione, perché c'è sempre stata poca attenzione nella dermatologia, adesso è diventata molto importante per i melanomi, però per la cura della pelle di tutti i giorni è sempre stata una branca povera. Adesso c'è il melanoma che l'ha portata in auge, la problematica delle visite del melanoma è diventata un momento di crisi. È diventato anche un business, perché guardiamo quante sparte si sono aperte, e allora quando c'è business, ciao, arrangiati e paga. È diventato un business. Daniele da Verona, vai Daniele. Sì, salve, buongiorno sui ospiti. Buongiorno. Niente, per quanto riguarda discorso ben femminile o anche maschile, per quanto riguarda la dermatologia in genere, comunque cosa fondamentale è l'alimentazione, l'idratazione, perché rende la pelle elastica, bella nel tempo. Poi chiaramente se uno ha dei problemi specifici di psoriasi o altro, chiaramente lì bisogna indagare, magari anche a livello di alimentazione, se magari è allergico a qualcosa, quindi
chiaramente persona per persona a distinguere bene, come si dice, la situazione di ogni persona singola, insomma, in base a quello fargli una dieta specifica. Poi per quanto riguarda, diceva i zuccheri, io i zuccheri aggiunti li vieterei proprio a termini di legge, perché se si vuole star bene bisogna seguire l'alimentazione più naturale possibile, chiaramente. Poi per quanto riguarda l'agricoltura, secondo me, allora bisognerebbe fare un passo indietro, nel senso che una volta ci producevamo noi concimi e quant'altro, abbiamo delegato tutto all'estero con il discorso ma costano meno di là, costano meno, però abbiamo visto che all'andare del tempo, visto le crisi internazionali, le guerre, ci costano di più che non fa essere prodotti da noi. E questa è la questione di sempre, quindi bisogna tornare indietro, prodursi noi la cosa internamente, anche a livello europeo al massimo, ma non andare sempre in cerca di mercati dove ma là costa meno, d'accordo, però quando ci sono queste crisi qua, tutto quello che hai guadagnato nel tempo lo perdi in poco tempo. Grazie, saluti. Grazie a te Daniele. Allora, direttore, come commenta e come ci saluta? Prego. Commento che il signor Daniele ha perfettamente ragione, dobbiamo cercare di produrre noi e di valorizzare i nostri prodotti. Come vi saluto? Vi saluto che i nostri consumatori devono guardare bene purtroppo l'etichettatura e dobbiamo cambiare l'etichettatura e dobbiamo far sì che i nostri consumatori siano consapevoli del fatto che produrre e fare agricoltura nel nostro territorio è un grosso lavoro e una grossa passione per i nostri agricoltori, e questo vanno valorizzati. Va valorizzati acquistando i loro prodotti nei supermercati e nei prodotti di vendita. E quindi valorizziamo i nostri prodotti, valorizziamo i prodotti del Veneto, valorizziamo i prodotti dell'Italia perché sono quelli più garantiti e sono quelli fatti dai nostri agricoltori, e vuol dire fare anche territorio, fare anche ambiente su questo. Grazie direttore, sentiamo Maurizio da Conserve. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura, sappiamo benissimo che le multinazionali hanno tutto il monopolio sotto controllo, quindi sono loro che gestiscono, ok? Gestiscono tutto. Purtroppo siamo in Europa, ok? E naturalmente siamo sottomessi da queste multinazionali. Per quanto riguarda Trump, 10, 100, 1000 Trump, e per quanto riguarda i dazi che lui ha messo, chissà che ne metta ancora di più, Mirella, e questo lo dico perché ci sono ancora troppe persone che vivono al di sopra, benestante al di sopra degli altri, ok? Ma ecco, perché naturalmente quello che viene sempre danneggiato è il povero disgraziato, mentre quelli che sono a un ceto più alto non hanno problemi. Quindi il signor Trump deve ancora alzarli di più per massacrare quelli che stanno meglio di noi. Un buongiorno a tutti, una buona giornata, attendo vostre risposte. Mi sa che ha fatto un fiato di confusione su quelli che si devono massacrare, ma non importa. Ecco, detto questo andiamo a vedere invece, grazie Maurizio, andiamo a vedere invece mancano dermatologi. Andiamo a sentire, che è una cosa importante prima di salutare anche la dottoressa, e soprattutto mancano tutto, sì. Oculisti, andiamo a vedere il servizio, a sentire. Borse di studio vincolate alla presenza sul territorio per risolvere l'annoso problema della carenza di medici. Dermatologia, tra le varie specialità, non fa eccezione, e se l'ospedale di Padova garantisce le prestazioni grazie ai medici in formazione, sul territorio il problema c'è. Da qui la proposta del direttore della clinica dermatologica Mauro Alaibach. Delle borse di studio che vincano lo specialista, una volta finita la specialità, a lavorare nelle aree del Veneto, nella fattispecie, che sono più in carenza. La carenza purtroppo la conosciamo, è un problema veramente molto forte, e in ambito dermatologico anche in particolare. Sì, la proposta del professor Alaibach di vincolare le borse di studio alla presenza sul territorio per 8 anni di chi comincia il percorso nella specialità, in questo caso di dermatologia, è sicuramente una proposta che può essere valutata con molta attenzione. Serve anche a far conoscere lo specializzando e lo specialista poi
e le diverse realtà che ci sono nell'ambito del Veneto. Nel frattempo, da Padova, con uno spirito di collaborazione e sussidiarietà, alcuni dermatologi, ma anche medici di altre specialità, si stanno spostando in ospedali della regione. Abbiamo numerosissime convenzioni un po' con tutte le aziende sanitarie del Veneto. In particolare c'è questa collaborazione importante con Belluno, che sta dando veramente dei risultati importanti, ma che vuole anche sottolineare l'apertura che l'azienda universitaria di Padova ha nei confronti del territorio. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Sì. Prego, prego. Mirella? Non la sento. Prova a vedere dalla regia perché non la sento, se è caduta la linea. Allora, dottoressa, come ci saluta? Cosa vuole dire questa mancanza di medici in generale? Di specialisti in generale? Allora, gli specialisti mancano, ma soprattutto secondo me all'esterno ce ne sono, liberi professionisti, qua mi mangeranno tutti. Io sono convinta di una cosa, che come giustamente ha detto il professore Laibach, bisognerebbe mettere assieme le borse di studio con l'obbligo di queste persone di lavorare non solo e mi odieranno tutti, non solo nel Veneto, ma anche in strutture pubbliche. Cioè tu prendi la specialità, io ti do la specialità, ti pago per la specialità e poi lavori un certo tot di anni in ospedale con altri colleghi, impari e poi esci. E sarai una persona che conosce anche l'ambiente ospedaliero. In parte risolveremo anche la mancanza dei medici in ospedale, sarà odiata da tutti, però una preparazione ospedaliera dei medici quando escono, sia specializzati, pure specializzati, hanno pur passato 5 anni è vero, hanno ragione, però lavorare in una struttura pubblica per un po' di anni, secondo me, risolverebbe un mucchio di problemi, conoscerebbero l'ambiente, avrebbero un rapporto diverso. Sei nel pezzo tutti i giorni? E sei nel pezzo tutti i giorni. Questa è un'opinione di vecchio medico che crede ancora altamente nella sanità pubblica. Noi non possiamo lamentarci. In Veneto abbiamo ancora una buona sanità pubblica, legata molto spesso alla buona volontà di tutti quei medici che lavorano in ospedale e non sono più stupidi degli altri, anzi sono delle persone che lavorano per gli altri, quindi tanto di cappello alla sanità pubblica. Io adesso lavoro fuori, però, e non perché sono in pensione, ma dico la verità che in ospedale si lavora bene. E si impara anche molto. E si impara molto e hai rapporti con gli altri, impari non solo la tua materia, ma impari anche a comportarti con i colleghi. Ha fatto questa proposta al nuovo Presidente della Regione? Perché mi sembra una proposta sensata, la manderemo noi. Cosa dice la dottoressa Simonetto, visto che mancano? Ma la dottoressa vedremo cosa dirà. Come ci saluta, dottoressa, e con quale messaggio vuole dare? Beh, io sono sempre un ottimista, sono sempre stato ottimista, sono convinta che il Veneto e l'Italia sarà sempre una regione, saranno sempre una regione e uno Stato che andranno sempre a fieri della loro nazionalità. Non sono una nazionalista, ma credo negli italiani. Avete sentito? Grazie veramente alla dottoressa Diva Simonetto, dermatologa, che è stata qui con noi. Grazie ancora a Maurizio Antonini, direttore Confederazione Agricoltura della CIA. Grazie, pubblicità. Ringrazio veramente altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Umberto Bidinotto, presidente Circolo Culturale, anche un psicologo oltretutto, e la ringrazio di essere, e saluto anche Alessandro Gianon, ufficio segreteria Confapi, giusto? Non abbiamo sbagliato niente, vero Gianon? Allora, dottor Bidinotto, in queste settimane abbiamo seguito questo calvario di queste persone che arrivano, che non sanno dove andare a dormire, non sanno
proprio dove trovare un punto di riferimento, mancano documenti, tutto un giro, però sono anche delle volte persone per bene. Il problema è che quando vengono immessi in un circuito sbagliato, che è il famoso minestroni, dentro tutti, poi l'esempio che si vede sono questi che si comportano male, che fanno degli atti incredibili verso la comunità, la danneggiano le persone, però io sono convinta che il problema esiste perché qualcuno non vuole fare squadra. Non vuole fare squadra perché solo i numeri, che sono veramente parecchi, danno la possibilità di cercare di trovare delle soluzioni. Io dico sempre, nel mondo del volontariato c'è chi fa l'ascolto, c'è chi fa l'accompagnamento, c'è chi fa una mediazione culturale. Abbiamo tutte queste risorse, però tutti divisi. Quando si è divisi non si va da nessuna parte. Perciò si danneggia non solo la comunità, ma anche queste persone che arrivano magari con buoni propositi. Ho sentito un don che diceva sì, vengono qui perché qui si dice che si cerca lavoro, si trova lavoro, che tutte le aziende cercano, invece poi la realtà è diversa. Ma i diritti, cosa sono i diritti nel 2026? Perché si parla di dovere, ma io direi di iniziare a parlare di tutti e due, diritti e doveri. Prego, dottor Bidinotto. Sì, io metterei in primo piano i diritti in questo momento perché sono palesemente calpestati quotidianamente da chi detiene in questo momento il potere nel mondo. Quindi io allargherei, dobbiamo avere una visione nuova che da sempre, tra l'altro, c'è, ma che è sempre meno seguita. Io parlo della nostra tradizione, prendiamo la nostra tradizione culturale, per partire da qualcosa di semplice anche se lontano nel tempo. E c'era un sentimento negli antichi romani della pietas. E la pietas è una parola bellissima che non è che si possa tradurre con pietà e basta. È questo sentimento di fratellanza, di umanità verso gli altri, che poi si rivela dai figli verso i genitori e anche poi, cioè, quindi che quando si ribaltano i ruoli e noi ci prendiamo cura dei nostri genitori più anziani. Questi sentimenti profondi ormai sono addirittura criticati o disattesi o messi in un angolo, come se il profitto, l'efficienza, il progresso fossero... Business? Sì, tutto questo fosse al primo posto. Sì. Ma noi ci dimentichiamo dell'umanità e non è solo una questione né di religione né di, ovviamente, di un senso etico, ma è anche una realtà, perché la realtà che ci sfugge ai più, anche perché fa comodo a qualcuno che non si veda questa realtà, è questa, che il mondo è uno, il nostro pianeta è uno. E c'è un unico cielo. E non solo, ma anche l'universo è uno. Esatto. Allora, i vari mistici del passato, i filosofi hanno dato questa versione, ma adesso è una cosa molto concreta. Faccio un esempio semplicissimo, non mi ricordo quando, se più o meno un mese fa, c'è un attacco, no, degli Stati Uniti all'Iran. Il giorno dopo, le cause di questo attacco coinvolgono almeno 3/4 del mondo occidentale almeno, perché abbiamo un rincaro di tutte le fonti energetiche che sono alla base di qualunque attività e magari non ci se ne accorge subito, ma i prezzi sono già cambiati in un momento. Esplosi, direi. Allora, in un senso negativo o in un senso positivo, noi siamo tutti collegati. O ci mettiamo, quindi lei parlavi tu della collaborazione, della cooperazione tra vari enti, varie associazioni e varie persone. Io direi a monte, cioè se noi non andiamo verso un progresso che è per tutta l'umanità, andiamo contro alla natura di questo pianeta in questo momento in particolare. Più chiaro di così sentiamo anche cosa ne pensa anche Alessandro Zanon, è un giovane, anche lui penso che tenga il suo futuro, però certo. È un futuro veramente molto fosco, è un futuro con vari strati di colori, però per arrivare a un colore chiaro si fa fatica, prego. Sì, noi cerchiamo di renderlo il più colorato possibile. Noi come mondo dell'impresa abbiamo in serbo l'idea di accompagnare sicuramente una serie di diritti a dei doveri, quindi nell'ottica del dare e avere, e di farlo
attraverso una forma di collaborazione con tutti gli enti preposti, ad esempio al tema dell'integrazione, per fare in modo che le persone che arrivano, che servono le nostre aziende, siano messe nelle condizioni migliori per essere accolte, integrate e portare il loro supporto, perché la necessità è degli uni e degli altri, di chi l'azienda la fa, quindi ha bisogno delle risorse umane, ma delle persone che arrivano che abbiano tutte le condizioni necessarie per poter avere un'adeguata accoglienza, una formazione. Chi ha la necessità dell'insegnamento della lingua italiana, ad esempio, prerequisito fondamentale anche per poter accedere alla formazione sulla sicurezza, che è fondamentale, e dopodiché anche eventualmente un alloggio. Noi come mondo dell'impresa stiamo lavorando da diversi mesi con tutti coloro che si occupano di questi temi, mettendoli attorno a un tavolo e facendo in modo che non solo sia un intento generale astratto, ma che sia concretamente possibile. Con fatica, ma ci stiamo cercando di raggiungere questi risultati. Fermo, perché con fatica? Con fatica perché molto spesso succede che tutti quegli enti preposti al tema dell'integrazione, dell'accoglienza, della formazione, dell'alloggio, non dialogano tra di loro o lo fanno in compartimenti stagni, in forma altalenante, non concreta, non operativa. Noi come associazione di categoria, che non sarebbe neanche proprio il nostro primario interesse, ma probabilmente come rappresentanza avremo altre priorità, ma ci siamo resi conto che è ora di intervenire. Se non lo fanno agli altri, lo facciamo noi, con delle risorse pubbliche, quindi lo facciamo con, ad esempio, Fondo Sociale Europeo, quindi tramite Regione Veneto, e ci rendiamo conto che è un'operazione necessaria, fondamentale, non più rinviabile. Perché? Perché le aziende hanno bisogno del personale, anche in ottica di calo demografico, quindi in prospettiva futura, e le persone che arrivano non possono essere trattate come dei numeri o come un disagio sociale a cui bisogna far fronte, ma sono delle risorse delle persone, innanzitutto, che vanno gestite, quindi accompagnate, regolamentate, a beneficio reciproco. E messe nella società civile con la loro l'integrazione che ha con i loro diritti e con i loro doveri. Abbiamo Mario da Belluno, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Mario. Buongiorno Mirella, buongiorno Silvia Veneti. Io forse già lei si ricorda di me, ho già telefonato più volte, volevo venire in studio, ma lei era già fuori. Mario, scusa Mario, sì, ma non puoi neanche chiamarmi sul mio cellulare privato, c'è un numero per cortesia. C'è un numero di ufficio, c'è un numero del cellulare, perciò per cortesia, perché il cellulare privato è il cellulare privato. Detto questo Mario, saluto perché non si può continuare. Ecco, c'è un ufficio marketing, se vuoi pubblicizzare i libri c'è un ufficio marketing che si occupa di questo. Noi siamo una emittente privata. Mi dispiace, ma l'insistenza delle volte non va bene. Ecco, io ho tante cose, ho tanti ospiti. Se volete pubblicizzare le vostre cose c'è anche l'ufficio marketing. Perciò detto questo ho detto tutto, e il mio cellulare privato è il mio cellulare privato. C'è un numero che potete chiamare e lo vedete. Detto questo però, quello che abbiamo sentito veramente è importante, dottor Bidinotto, però noi assistiamo a tante parole, a tanti tavoli, però agire, come detto giustamente da Zanon, è molto difficile, specialmente nel Trevigiano. L'ho detto anche prima, a livelli molto alti che io mi sono confrontata, mentre in Friuli, Venezia Giulia e anche in altre realtà le cose sono già partite e partono anche molto bene, qui si fa fatica a fare squadra. È forse giunto il momento anche noi di fare un cambiamento culturale. Dottor Bidinotto, se no non andiamo fuori, l'ha detto lo stesso Zanon, si fa fatica a mettere assieme. Sì, un cambiamento interno di ciascuno di noi su vari piani è secondo me assolutamente indispensabile. Facciamo un esempio concreto di quello che ha appena detto lui, no? Che mi ha colpito perché è interessante.
guardiamo queste persone che arrivano non come un problema da risolvere, ma sono anche una risorsa per noi, anche concretamente. Se un'azienda vuole espandersi, vuole più personale e questo è a disposizione, aiutiamolo a integrarci e vediamo che è un reciproco vantaggio. E questo è un po' la base dell'attività di questo centro che ho aperto tanti anni fa, cioè riportare le analisi della macro realtà. Prima ho fatto un esempio molto ampio, ma riportiamolo anche all'individuo. Se l'individuo è, anche nel piccolo episodio accaduto prima sulla telefonata, se uno è centrato solo, il mio obiettivo, io voglio questa cosa qua, non mi interessa niente degli altri, avrà tanti guai nella vita, non solo li procura agli altri, li procura anche a se stesso. Se noi ci immaginiamo come un insieme, cominciamo a collaborare, allora poi lo concretizziamo in iniziative, e questo non è compito mio, ma è la stessa, filosofia di base, o più che filosofia, veramente un'etica di fondo. E per fare un esempio, sul corpo umano, ma non così specifico e dettagliato, immaginati se il polmone a un certo punto si arrabbia col cuore o con lo stomaco e cominciano a litigare tra di loro. Diventa un disastro. Mentre il nostro corpo è un insieme di tanti organi che devono e funzionano insieme. Quando non funzionano insieme c'è la malattia e poi c'è l'abbandono del corpo. Allora, se noi prendiamo che questa è la visione della realtà e la mettiamo in questo contesto, non lo facciamo più solo per uno spirito di andare verso gli altri, che va benissimo, ma perché è anche una cosa pratica. E prima parlavi, così, ancora prima di iniziare, di alcune posizioni un po' ambigue. Ma dico, è vero, ma ci sono dei ruoli particolari. Proprio recentissimo, mi pare di ieri, ho letto velocemente una notizia che questo Papa qui a un certo punto ha parlato di diritti umani e dico, ma guarda, se il Papa deve essere delegato a fare un discorso che dovrebbero fare tutti gli importanti rappresentanti dello scacchiere politico internazionale. Ho detto, guardate che se non parlate di pace, di collaborazione, di cooperazione, qui la guerra non porta da nessuna parte. Mi sembrava che facesse un discorso anche molto concreto. Se non lo fa nessuno, là è il grande problema, perché i grandi della terra, abbiamo visto l'incontro con Xi Jinping ieri con la Cina e soprattutto Trump che si è portato con lui, i grandi miliardari d'America, perché non è il bene del mondo, è il business del mondo che loro vogliono. Chi andrà in mano questo grande business, queste pietre rare, queste terre rare, queste beni preziose? Taiwan, perché veramente, il business ha superato quello che è veramente, Zanon, il buon senso, quello che veramente con tanta fatica anche l'Europa, perché è nata per quello, no? Certo. Di cercare di mettere assieme tanti stati per trovare delle soluzioni che fanno bene al mondo intero, no? Unirsi, lavorare assieme, creare assieme, ma per un bene del prossimo. Mi sembra che qua stiamo andando tutto da un'altra parte e poi, siccome la sanno raccontare molto bene, e c'è chi ci crede e dice fanno bene. Questo è il messaggio che sta arrivando. Questa popolazione anche da noi che diventa sempre più rabbiosa, più cattiva e soprattutto i giovani che fanno fatica a trovare un futuro veramente adeguato a quelle che sono le loro esigenze. Sì, lavorare ma anche vivere. Non è che continuiamo a guardare indietro, una volta si viveva, come si viveva, si lavorava. Adesso io voglio lavorare ma voglio anche vivere e voglio avere rispetto anche del lavoro, anche con un stipendio adeguato come succede in altre realtà. Prego Zanon. Sì, anche il tema dei giovani è uno che trattiamo quotidianamente nel nostro operato proprio perché le aspettative sono diverse rispetto al passato. C'è chi dice giustamente, chi no, ad ogni modo la perdita di potere d'acquisto, delle opportunità fanno sì che i giovani spesso decidano di andare all'estero, trovando anche situazioni magari non sempre agevoli in alcuni casi, quindi rimpiangendo anche di averlo fatto. Il nostro obiettivo è quello di creare delle opportunità concrete a partire dalla formazione dei posti di lavoro qui nel nostro territorio, facendo conoscere ciò che il territorio offre. Infatti andiamo nelle scuole, andiamo nelle università, portiamo i nostri imprenditori con l'obiettivo di dire che cosa? Guardate che il nostro territorio offre questo, spesso non conosciuto,
perché c'è la necessità di trattenere, di motivare i talenti, di farli crescere in azienda. Poi questo non esclude il fatto che se uno vuole proprio la propria esperienza all'estero la possa fare, è anche giusto che intraprenda un percorso diverso, ma deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere. E spesso vanno altrove perché hanno una competitività maggiore, hanno degli stipendi più alti, delle condizioni più favorevoli per fare famiglia. Su questi temi ovviamente l'inflazione non ci sta dando una mano, ma noi come associazione di rappresentanza datoriale cerchiamo di mettere in fila tutta una serie di servizi e opportunità per i ragazzi partendo dalla scuola, cioè da dove si formano in previsione di entrare nel mercato del lavoro. Grazie Zenon, poi continuiamo, abbiamo Mirella che ha ripreso la linea da Riese. Vai Mirella. Ciao Mirella e suoi ospiti, buongiorno. Allora qua siamo in una situazione molto molto seria, perché sento tutti i giorni che vanno a rubare di notte e maltrattano la gente. Prima spaccano le porte, quello che è, e dopo maltrattano la gente. E la gente non dorme più serenamente adesso. Veramente, moralmente, i danni morali chi li paga? Questa gente che Santa Maria maltrattata un braccio, maltrattata un occhio, maltrattata qua, maltrattata là. Non devono succedere queste cose in casa privata. Ecco, e sono 3-4 persone che entrano e fanno questi danni, non è una solo. E sono diversamente italiani anche, non è solo italiani. E c'è una marea di gente straniera che qua che vive e fa questi danni tutti i giorni. E ci vuole integrazione, sì, ai giovani che imparano quel qua e là, però è molto difficile questa situazione, è molto difficile. Buongiorno. Visto che abbiamo parlato di un tema di fragilità, andiamo a vedere questo bimbo picchiato a Trevignano. Andiamo a sentire cosa è successo qui da noi. Prima di andare a scuola era costretto a lavorare nella stalla, poi prendeva lo zainetto e andava a seguire le lezioni alle medie del paese. Un bambino che sorrideva poco, fino a quando l'insegnante di sostegno che lo seguiva gli ha chiesto cosa avrebbe fatto per la festa del papà. Ed è qui che è iniziata ad emergere la terribile verità. Mio papà è cattivo e mi picchia sempre, avrebbe detto il tredicenne. Così sono scattate le segnalazioni da parte della scuola. Il piccolo è stato sentito in audizione protetta. Gli investigatori hanno fatto il resto. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri, intercettazioni audio e video che hanno disegnato una realtà di violenze e maltrattamenti. I fatti sono avvenuti lo scorso anno in un comune dell'Intera Trevigiano. Ora è iniziato il processo a carico dei genitori che devono rispondere dell'accusa di maltrattamenti familiari. Il tredicenne è stato invece allontanato dai genitori ed accolto in una comunità protetta. In aula è stato spiegato che il bambino adesso è sereno e contento. A far scattare il blitz una delle intercettazioni dove l'uomo stava picchiando il figlio che piangeva disperato. Ma questo è stato solo l'ultimo episodio di una lunga serie. A volte il ragazzino veniva colpito anche con una cinghia per studiare. Non aveva tempo, doveva accudire gli animali, pulire la stalla, prima e dopo la scuola. Il tredicenne ha 3 fratelli, uno più piccolo che sta con la mamma e 2 più grandi che lavorano nell'attività di famiglia. Il processo a carico dei genitori è stato aggiornato al 15 ottobre prossimo, giorno in cui potrebbe essere letta la sentenza. Ecco, questi sono gli esempi che fortunatamente la scuola, ecco qua l'importanza della scuola, ecco l'importanza di questa insegnante che ha capito che c'era un qualcosa di brutto, quel bambino come mai non sorrideva, ecco perché ci vuole anche competenza, professionalità, cioè non è che tu puoi da solo capire certe cose. Quanto importante è la cultura e il ruolo della scuola, dottor Bidinotto, anche in un momento così difficile per le fragilità? Sì, io sposterei il tema su un altro aspetto, perché la scuola può fare quello che può fare. Oggi purtroppo la scuola, anche come tante altre cose, soprattutto da noi, non ha risorse proprio economiche, non c'è tempo. Io so di insegnanti molto attenti anche alla situazione dei ragazzi che dicono sì, ma io non ce la faccio a fare il sostituto papà, a fare il bidello, a fare questo, a fare quello, perché a questo punto bisogna fare un po' di tutto noi, no? Allora io direi, non è che se noi cerchiamo di identificare
sia una singola causa sia una singola soluzione, secondo me non arriviamo da nessuna parte. Cioè, per esempio, in questo caso, che è drammatico, tutti credo che si accorgano di una situazione di questo tipo. Intanto in questo caso specifico c'è una impreparazione della famiglia, no? Cioè, in famiglia i genitori, cioè, una volta c'erano, ma adesso ci saranno ancora, ma non è che siano molto fruttuosi, dei corsi di preparazione, ma semplicemente non è un corso che si possa fare, che sia in parrocchia o che sia pubblico, è proprio un'attitudine diversa. E allora dobbiamo andare alla consapevolezza dell'individuo. Prima di mettere al mondo dei figli devo vedere se li voglio, devo comprendere questo. È proprio, secondo me, l'inconsapevolezza che crea questo. Ma per toccare un tema che avevi proprio accennato ancora prima di questi due interventi. Questi ricchi miliardari che posseggono il mondo, ma la loro visione è un po' ristretta, e spiego in che senso. Se loro diventano più potenti di sempre e con questo che ormai si vede come prospettiva, l'occupazione sarà così sostituita da macchine, eccetera, per cui avremo un numero enorme di disoccupati che non hanno denaro. Questi si arricchiscono con che cosa? Continuano ad arricchirsi su che cosa? È una visione molto ristretta, perché ormai le aziende che hanno dei guadagni enormi lo fanno perché hanno scoperto delle piccole cose che, moltiplicate per milioni, qualche volta miliardi di persone, si sono arricchite. Allora devono tener conto loro dell'importanza, quindi non è solo che il popolo si ribella come è accaduto nel passato, perché abbiamo visto che è servito, è stato indispensabile, ma poi si ritorna al punto di partenza. È che anche il ricco potente miliardario o il politico potente sappia che bisogna tener conto di tutta l'umanità. Ma faccio un esempio per una volta positivo di un miliardario locale, cioè locale, nel quale Veneto, no? Di cui mi sto interessando sempre di più, perché adesso, essendo in età della pensione, si dedica ad altro. E parlo di Federico Faggin. No? Allora, per chi non lo conosce, è affascinante, perché questo ragazzo è geniale, va negli Stati Uniti, inventa lui il microprocessore che è la base di tutti i computer portatili che abbiamo. Quindi c'ha un'azienda, faccio in sintesi, a un certo punto in un'intervista spiega perché lei ha venduto la sua azienda, perché dice: a me non interessano i soldi, io sono uno che scopre. E infatti recentemente ha fatto un'altra scoperta che usiamo tutti, il touchscreen l'ha inventato lui. Ma adesso lui ha avuto un'esperienza personale di coscienza molto importante. Allora dice: io sono uno che vuole scoprire, ho cominciato a vedere, si può riprodurre, e mi sono accorto che quella esperienza forte e importante non è riproducibile con nessuna delle tecnologie, né che io conosco adesso, neanche future. E sta passando questo messaggio, un messaggio di andare a vedere. Ed è un giovane. Dentro di noi, è un giovane dentro di lui, sì. Ma proprio giovane nel senso proprio di cervello. Sì, perché l'età, ha capito quello che voglio dire. C'ha la mia e forse anche qualche anno di più. Ecco, è un cervello che funziona funziona per un futuro positivo, ottimista, sì, non negativo. Esatto, perché non pensa a qualcosa di individuale, esatto, ma pensa a qualcosa, anche queste grandi invenzioni che gli hanno procurato fama, successo e denaro, però sono state comunque un beneficio, perché le stiamo usando ancora. E lui dice: continuiamo in quella direzione, mettiamo le nostre capacità a disposizione. Come commenta questo esempio che ha portato il dottor Bedinotto? Veramente un esempio molto bello. Sì, ci unisce l'etica, no? Quindi non necessariamente il profitto fine a se stesso, ma l'idea di essere utili attraverso le proprie competenze nei confronti degli altri. Ovviamente le due cose devono andare a pari passo, nel senso che tutti giustamente lavoriamo, ci adoperiamo anche per un introito personale, ma deve essere seguito da una certa etica, quindi non solo fine a se stessa per un arricchimento puramente personale. Quindi sì, di questi esempi per fortuna questo è eccezionale, straordinario, ma ce ne sono, ed è quello che ha fatto anche ricco il nostro territorio, impregnato di piccole e medie imprese, cioè la genialità del singolo imprenditore che si inventa una soluzione a un qualcosa che non esiste, ma che deve metterlo a comune condivisione. Perché è stato quello che hanno colpito l'artigiano.
Certo, hanno capito è in il crisi. know-how, quello veramente che creava. Certo, è in forte crisi e adesso si stanno cercando tutta una serie di strumenti per favorire la competitività, anche a danno di quello che si diceva prima, cioè dell'internazionale, dei pochi potenti che cercano di... Aspetta, se io sono competitivo e anche cerco di creare qualcosa, l'esempio di nuovo, però devo andare nel circuito giusto, non è mica così semplice. Non è mica così facile. Chi è che mi supporta in questa mia ricerca? Io ho l'esempio di Fulvio Marotto che crea delle protesi meravigliose, ma è buttato là perché non è nel circuito. Ecco, lui è il più bravo, ma se non fai parte di un circuito che deve portare per forza un business, è qua il problema. L'etica ormai è una parola che si avvicina molto al business, non al valore. Quello è il problema. E allora dove mettiamo i valori? Io non mi ricordo che ho avuto ospite che mi ha detto fuori onda: Mirella, scordati i valori, non esisteranno più, scordateli. Allora, questa frase mi ha molto colpito, ma come, cosa mi dice questo? Perché gli esempi sono quelli, li abbiamo visti? Sono quelli che fanno girare l'economia. Lei può essere il più bravo, ma se non c'è un aiuto veramente sostanzioso anche a livello politico, non solo nazionale, internazionale e mondiale, dove andiamo noi? Perché poi i disagi li paghiamo tutti e i costi chi è che li subisce? La povera gente, il lavoratore. Ecco, basta vedere l'Electrolux cosa sta succedendo. Gli operai sono disperati, dove vado a 60 anni, a 55 anni. Chi li ascolta questi? Chi andrà contro a questa multinazionale? Che potere abbiamo quando hanno fatto delle leggi che hanno permesso questo? Perché chi ha fatto queste leggi per permettere a questa multinazionale che licenzi in 448 addirittura il messaggio per telefonino? Questi lavoratori, chi ci pensa, sono famiglie, sono le nostre famiglie venete. Abbiamo il nostro Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano. Sì, buongiorno signor Mirella. Buongiorno. Buongiorno, si parlava della famiglia di quel signore, chiamiamolo signore, che ha picchiato purtroppo a quel bambino di 13 anni. Ora io volevo sapere un'altra cosa, sulla famiglia, quella del Bosco, che gli hanno tolto ai genitori i propri figli, e questi genitori non hanno fatto nulla di male secondo me, perché volevano vivere in mezzo alla natura. Io non vedo qual è il problema. Però quello che mi domando io, ma ci sono bambini di serie A e bambini di serie B? Come mai i bambini, i servizi sociali non intervengono dove ci sono i campi rom? Cioè lì non ci interviene nessuno, cioè, sembra che lì è una zona franca, cioè lì dovrebbero intervenire, perché penso che quelli sono anche bambini, non è che sono di serie B, penso che sono anche bambini. Come mai lì non si interviene? Volevo sapere questo. La ringrazio signora Mirella e vi auguro un buon lavoro e mi scusi per lo Grazie anche a te Sebastiano, non scusatevi, la faccio per voi la trasmissione. Allora, dottor Bidinotto, questo caso che ha diviso l'Italia nella famiglia del Bosco, si è parlato quasi tutti i giorni ormai, anche se io non volevo parlarne, però arrivano le telefonate e vi do risposta. Il problema è capire che nessuno può farsi però le proprie regole e decidere lui come vivere e quando vivere, visto che ci sono delle regole che noi tutti rispettiamo. Io ho sempre detto che se questo casolare non era abitabile, bastava semplicemente chiudere il casolare e non fare entrare nessuno. Avevano dato un appartamento a questa famiglia, loro non ne volevano sapere di vivere su questo appartamento e sono andati a vivere in questo casolare che non aveva l'abitabilità. Allora bastava poco, bastava che il sindaco si muovesse prima, perché poi è successo il finimondo. Se questi bambini non fossero andati al pronto soccorso, nessuno avrebbe saputo niente. Ma tu non puoi farti le tue regole quando tutti le aspettiamo. Se noi non abbiamo l'abitabilità non possiamo entrare in una casa. Questa è la verità. Allora, bisogna lavorare sulla famiglia, sì, ma chi deve lavorare sulla famiglia? Perché questi bambini non possono difendersi, sono fragili, sono i genitori, come si parlava prima, il punto cruciale. Ma se uno non riesce a fare il genitore, cosa facciamo? Oppure si fa le proprie regole in un mondo che gira in maniera diversa. Prego, dottor Bidinotto. Sì, prima mi avevi invitato a vedere qual è la strada, no? Io indico solo una strada, no? E amplio ancora il tema. In che senso? Io non credo che dall'oggi al domani possiamo risolvere tutti questi problemi, perché sono creati a monte da una struttura
statale, familiare, individuale, no? E che esiste. Allora la visione è quello che io faccio nella mia attività quotidiana, anche nel centro culturale che si occupa anche di questo. Io direi andiamo a vedere ciascuno di noi, usiamo una parola che usiamo troppo poco, il buon senso. Il buon senso, se io mi accorgo che c'è un disagio mio e che lo sto esprimendo in un certo modo, bisogna che mi faccia aiutare, bisogna che mi fermi. E anche il discorso prima, no? L'etica è importantissima, sono assolutamente d'accordo. Ma l'etica ci ritorna immediatamente come qualcosa di positivo, perché se io creo del benessere intorno a me, credo che sto bene anch'io, ancora di più. Se io sono nel benessere e creo, se io invece sono nel malessere e creo intorno a me malessere, il malessere si raddoppia, è una logica, come dire, veramente quasi matematica, no? Solo che il male si associa al male e diventa ancora più grande. Quando noi facciamo il bene, ma questa è un'affermazione, adesso dico provate a sperimentarlo anche in piccolissime cose, il bene si moltiplica. E si moltiplica non solo per quelli che lo ricevono, ma anche per quelli che lo fanno. Se noi avessimo questo buon senso, non andiamo più a sostituirci a dei giudici o sostituirci alla società che deve valutare e decidere se un bambino è in pericolo e può essere portato via. È un po' azzardato fare di paragone tra queste due situazioni. C'è un bambino che tutti i giorni subisce una violenza fisica e anche emotiva, da quella figura che dovrebbe infondergli fiducia nel mondo, che dovrebbe insegnargli come si vive. È chiaro che in una situazione grave bisogna intervenire immediatamente. La scelta di vita opinabile secondo certe regole sociali, insomma si può anche su questa usare un po' più di buon senso. Non so come andrà a finire. Credo che a scapito loro sia che si è parlato troppo di questa cosa, per cui ognuno vuol mettere un suo giudizio senza però conoscere a fondo il retroscena. Io non mi permetto perché non conosco bene quella situazione, l'ho seguita come tutti, ma non so molto di più, insomma. Allora andiamo a vedere cosa è successo invece all'Electrolux. Ecco, sentiamo anche queste persone, questi padri di famiglie, queste donne, e poi commentiamo con Alessandro Zanon. È dura. Io è 25 anni che sono qua. Ho 60 anni e mi mancano 4 anni per dare pensione. Spera in qualche modo di poter continuare e finire la carriera qui? Spero, perché a 60 anni nessuno mi vuole. Poi dicono che basta aver voglia di lavorare, ma a questa età non è possibile. Preoccupazione, un po' di paura che chiuda per trovare lavoro, perché ho 57 anni, me ne mancano 12 e non si trova lavoro. Da quanto lavora qui lei? 30 anni. Speriamo bene che si riesca a trovare una soluzione al problema, perché per molti di noi è molto difficile. Prenda me, io ho 59 anni, se perdo sto lavoro sto rovinato. Da Porcia, dove è stata proclamata un'altra giornata di sciopero, le voci della disperazione dei lavoratori dopo l'annuncio shock di Electrolux, che prevede 1700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto. Tra dipendenti e lavoratori dell'indotto sono migliaia le famiglie preoccupate. Tra le province di Treviso e Pordenone si spera che uno spiraglio arrivi dal tavolo nazionale convocato per il 25 maggio a Roma al Ministero per le Imprese ed il Made in Italy, tavolo che sarà preceduto lunedì prossimo da un incontro in regione al quale parteciperanno gli assessori di Veneto e Friuli Venezia Giulia e le parti sociali. A Susegana oggi giornata di assemblea per i lavoratori. I sindacati hanno quantificato in circa 200 gli esuberi per la sede veneta. Senza contare che ci sarà una ripercussione forte anche su chi lavora per noi all'interno della fabbrica, che non è un dipendente diretto, le signore della mensa, le signore delle pulizie, chi fa carico e scarico, le ditte esterne e le ditte che lavorano per noi, quindi è veramente un dramma. L'appello è sensibilizzare l'azienda a valutare il piano industriale che ci ha messo sul tavolo e comunque a vedere i lavoratori non come un costo, ma come un investimento, perché siamo noi che produciamo quello che poi dà la ricchezza, ha dato la ricchezza all'azienda e anche al territorio. È preoccupante sì, anche perché ci aspettavamo, soprattutto i giovani, di avere un futuro e di crescere in questa azienda.
e ritrovarsi così da un giorno all'altro non sicuri di essere tra quelli che rimarranno non è facile, ecco, una situazione un po' si spera in qualche miracolo. Intanto la carenza di componenti fondamentali per la produzione di frigoriferi, piani in vetro e cavi elettrici ha indotto la direzione dello stabilimento di Susegana a prevedere per lunedì 18 maggio una fermata completa della fabbrica per tutta la giornata. Sarà chiesta la cassa integrazione ordinaria. Io ho scelto di essere in prima persona con i lavoratori, andrò nei prossimi giorni allo stabilimento e soprattutto voglio a loro offrire i tavoli di crisi che la Regione mette a disposizione in casi come questo. È chiaro che poi la competenza è di carattere ministeriale, ma noi abbiamo a disposizione dei fondi di coesione, per esempio per quanto riguarda la riqualificazione del personale, l'apertura del tavolo di crisi a livello regionale, tra l'altro con dei tecnici insomma, che sono riconosciuti a livello nazionale. L'assessore Bitonci peraltro ha seguito le crisi aziendali al Ministero fino a qualche mese fa prima di essere chiamato a fare l'assessore qui e quindi abbiamo le competenze e gli strumenti per provare a dare delle risposte. Allora Zanon, come commenta questi servizi che abbiamo visto? Intanto mi permette un abbraccio a tutte queste persone che veramente sono molto preoccupate di quello che sarà il loro futuro, sono le nostre famiglie. Prego Zanon. Allora, quello che emerge da questa vicenda è che di fatto manca una vera politica industriale in questo paese. Manca da molti anni, non si interviene per programmare, ma si interviene solo nell'emergenza quando capitano casi come questi. L'Electrolux è forse uno dei più eclatanti perché riguarda questo territorio, ce ne sono state altre. Quindi si interviene non quando c'è una programmazione da fare a medio-lungo periodo, ma quando vengono annunciati esuberi e quando ci si accorge che le cose non vanno. In realtà è figlia di tutta una serie di questioni legate ad esempio all'alto costo dell'energia elettrica, delle materie prime, della mancanza di competitività e del costo del lavoro. Per cui un'azienda che non deve rendere conto a nessuno quasi, interviene dicendo questi per me sono numeri, non tornano, vado a produrre altrove dove mi costa di meno l'energia e dove costa di meno il dipendente. Queste questioni le sappiamo, le conosciamo, si fa poco per intervenire. Pertanto non dobbiamo stupirci che si arrivi a questo punto. Non è un fulmine a ciel sereno. Sono questioni che si sanno. La crisi Electrolux 2015-2016 l'era già stata affrontata e si era trovata una soluzione per salvaguardare tutti quei posti di lavoro senza considerando pure l'indotto di cui prima si faceva riferimento. Per cui bisogna intervenire a monte sul cuneo fiscale, fare in modo che un'ora di un dipendente costi di meno, che le buste paga siano più importanti anche per trattenere i talenti. E il costo energia è un tema fondamentale, perché l'energia riguarda tutte le piccole aziende e soprattutto le aziende energivore. Per cui il fatto di intervenire, è vero quello che diceva il Presidente, i tavoli di lavoro ci sono, le competenze pure, però si interviene sempre troppo tardi. Il tema della riqualificazione c'è, esiste, non è più come un tempo che quando arrivi alla soglia dei 60 anni non sai più dove sbattere la testa, ora questo non c'è, le opportunità sono molte perché le aziende ricercano, quindi anche l'idea di riconvertire, di riqualificare le persone, le risorse pubbliche ci sono per farlo, bisogna farlo in modo tempestivo e farlo con tutti gli strumenti che Regione Veneto e Veneto Lavoro mettono a disposizione. Quindi intervenire per tempo e fare in modo che queste persone non si trovino in mezzo a una strada, ma che abbiano la possibilità di inserirsi anche in aziende di una stessa zona industriale artigianale, di uno stesso settore merceologico, ma non necessariamente. Questo lo si può fare proprio perché viviamo in un periodo storico diverso rispetto a 20-25 anni fa, dove chi arrivava alla soglia dei 60 anni non sapeva più, aveva il timore di non rientrare nel mercato del lavoro. Adesso non esiste questo problema perché le aziende anche di altri settori e magari anche attigue ricercano, quindi sta nella politica trovare gli strumenti per prendere questi dipendenti, questi esuberi e portarli in altre aziende anche in tempi rapidi, quindi evitando anche di pesare sulla collettività come strumenti come cassa integrazione ordinaria e straordinaria che sono un investimento a perdere. Come commenta, dottor Bidinotto, quello che ha detto Zanon? Sì, mi trova assolutamente d'accordo il presupposto importante. Parallelamente a quello che lui vede nel mondo, diciamo, del lavoro, va fatto anche nella società e nell'individuo. Cioè,
non dobbiamo correre ai ripari quando è troppo tardi, no? È quello che è successo anche con questo video triste che abbiamo visto anche del bambino, come è triste questo di queste persone che a quell'età lì, cioè, e questo purtroppo sarà lo scenario che si amplierà nei prossimi anni. Non è che voglio fare l'uccello del malaugurio, ma credo che basta guardare i dati con un po' di buonsenso e sappiamo che arriverà. Allora impariamo a occuparci prima di noi stessi, come lo facciamo fare per esempio a livello di salute. Oggi la prevenzione per molti medici è importantissima, perché se c'è una sana prevenzione non devo ricorrere all'intervento estremo. E io dico lo stesso anche... E anche costi che possono diminuire e non alzarsi, perché esatto, tra l'altro, meno sì, costi. E poi le cure palliative costano ancora di più e non ottengono dei risultati come la prevenzione. Ma io dico, facciamo un parallelo anche nell'ambito della nostra mente e del nostro essere nel complesso. Cioè, se io mi sto trascurando e vedo un forte disagio in me, se io lo prendo per tempo posso risolvere la mia situazione, ma anche quella dell'ambiente familiare e dell'ambiente sociale in cui vivo. E allora questo per me è il mio appello. Questo può farlo chiunque. Volevo aggiungere una cosa, vediamo se siete d'accordo. Non è che però questi costi che mi creano problemi, pago troppo, non siano proprio veri, perché io sto parlando di multinazionali arcimiliardarie. Io sono convinta che più che la persona, loro guardano i numeri, non più le persone. Della persona non me ne frega niente. Io ho 2000 persone, ecco, io devo avere un introito per 2000 persone, 2000 numeri, non 2000 persone. Delle persone non me ne frega assolutamente niente. Sono problemi loro. Allora, Zanò, io sarei anche stanca di sentire i costi, ma non mi sembra che diventino povere queste persone che abbiano problemi di costi. Anzi, ormai rivendono il prodotto a un altro, perché l'acquirente c'è sempre, se li scambiano, ma a noi cosa rimane? A noi rimangono le famiglie, però le persone. Cioè, il valore della persona nel 2026 c'è ancora, o dobbiamo continuamente a pensare solo ai numeri, i miei profitti? Solo io, tutto mio, guai chi me lo tocca. Cioè, la persona, che valore ha la persona? Queste donne che abbiamo sentito, questi uomini che si chiedono dove vado, cosa faccio? Rimarrà un problema a loro, perché non gliene frega niente a nessuno, perché come dice lei, se avessimo fatto prevenzione, perché è un totoc che sentiamo ormai da anni, non mi sembra che qualcuno si sia preoccupato della persona. Mi preoccupano i numeri che non mi tornano più per un mio profitto, non per il profitto della persona. È qua che non riesco a capire dove vogliono andare a parare con questo gioco perverso, che se la sanno raccontare anche molto bene. I costi sono troppo alti. Come sono troppo alti? Fammi vedere le tue entrate. Fammele vedere le entrate che hai con queste persone, con questi numeri, non solo quei numeri, con queste persone che lavorano seriamente da anni e che hanno fatto crescere l'azienda. Perché non è che manchi il lavoro, è il lavoro che non torna più per le mie tasche perché mi costa troppo. Come ti costa troppo? Ecco, Zanò, cosa si può fare per fare prevenzione sulla persona e non sul numero? Perché basta con questi numeri, La politica industriale seria prevede il fatto che ci siano degli accordi precisi su chi investe nel territorio e lo faccia con tempi certi e quindi la possibilità di delocalizzare lasciando nel territorio le persone senza un lavoro è perché manca il dialogo spesso tra la politica, quella che conta insieme al Ministero e Regione, e chi ha, spesso non è un imprenditore, una persona singola, ma è un gruppo finanziario, una holding multinazionale che sta alle spalle, con la quale è anche spesso difficile anche incontrarsi attorno a un tavolo, perché non c'è una persona di riferimento fisica con la quale dialogare e trovare un accordo. Mandano gli avvocati. Esatto, spesso è un gruppo eterogeneo
afferente a diversi stati e a diversi finanziatori, per cui è anche difficile fare questo, però delle regole, dei paletti devono essere messi. Si parlava negli anni addietro nei confronti di Marchionne, no? C'era la persona fisica, amministratore delegato di un grosso gruppo, con il quale si fecero degli accordi, si fecero in modo che la produzione industriale venisse mantenuta a certi parametri. Questo sta avvenendo meno e i risultati sono quelli di stupirsi poi e di intervenire con delle situazioni emergenziali a tampone. Questo non dovrebbe accadere. Nelle nostre piccole e medie imprese cerchiamo di ascoltare le esigenze degli imprenditori qualora in difficoltà e di intervenire con gli strumenti anticrisi che ci sono. Ci sono sia le competenze che le risorse economiche per poter intervenire prima che sia troppo tardi. Bisogna avere la capacità, la volontà di farlo, anche se ovviamente con una multinazionale è molto più difficile che non una situazione di media e piccola impresa come è nel territorio del nord-est. Tiziana da Noale, vai Tiziana. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Signora, io ho chiamato ancora. Io sono da Noale, ho mio figlio disabile e ha fatto varie domande, no? Perché alla legge è disabile al 100%, lui è laureato in storia e filosofia e poi ha fatto dei corsi della Regione Veneto per amministratore e anche per computer. Però mi hanno risposto, cioè io mi sono informata che le aziende dovrebbero assumere questi che hanno la legge 104 sì, e anche l'validità, no? E mi hanno detto che tante aziende non sono restie nel fare questo. Cioè la Regione Veneto, il SIL, ha trovato un lavoro per 2 volte alla settimana, lui può lavorare 4 ore al giorno, 2 volte alla settimana per 4 ore in una scuola che fa livello neanche e poi non compete neanche la spesa del trasporto, perché dal comune di Noale mandano il trasporto a pagamento naturalmente. Ecco, tutto qua. Grazie Tiziana, è veramente un dialogo che stiamo tentando di fare anche noi con questa trasmissione tra queste famiglie che vedono i loro figli emarginati, non inseriti nella società. Qualcuno non li vede come una risorsa, i diversamente agili come li chiamo io, ma come un problema. Ha paura perché investire e assumere queste persone per qualcuno vuol dire rallentare. E rallentare non si può, e allora hanno cercato di fare questa mostra che vi faccio vedere. Io ci sono e siamo a Ponzano Veneto, su un edificio veramente all'aperto, un edificio anche abbandonato di fronte al municipio di Ponzano Veneto, per far capire io ci sono. Andiamo a sentire il sindaco e cosa dice. Quando abbiamo partecipato, come con tanti altri colleghi, alla presentazione di questa mostra nella Loggia Cavalieri, sono rimasto personalmente colpito dalla forza di questa iniziativa, dalle immagini, ma soprattutto dalla gioia dei ragazzi che sono qui presenti, che sono quelli immortalati nelle fotografie. La mostra itinerante Io ci sono apre un altro capitolo dopo Treviso, Silea, Spresiano e Padova, approdando a Ponzano, dove di fronte al municipio sono state esposte le foto di 11 persone che normalmente sfuggono allo sguardo, lontane da una socialità che chiede invece condivisione e rispetto. Questa mostra viene qui in strada, in piazza, in un'area di fronte al municipio, proprio perché qualsiasi persona la possa vedere e per qualsiasi immagine che rappresenta questi bravi ragazzi e ragazze possa essere un'immagine vivente all'interno della comunità. L'idea di Enrico Colussi, il fotografo, è semplice quanto profonda: ritrarre in un rigoroso bianco e nero i volti di coloro che spesso si sentono invisibili o preferiscono nascondersi agli occhi della gente, paurosi di un giudizio o di un commento che potrebbe ferirli. Il volto non mente, il volto non dice se siamo o meno disabili, siamo tutti solo persone. È un'emozione grandissima vedere tutte queste foto dei nostri ragazzi. Sono le nostre vite, sti ragazzi. Guai se non ci fossero.
In ogni città Colussi sceglie luoghi differenti anche per dare valore a ciò che prima non lo aveva. Il fotografo che ha deciso di organizzare questa mostra itinerante in maniera diversa per far capire l'importanza di rigenerazione urbana nei stabili, nei posti magari più degradati anche, iniziare a fare inclusività con queste bellissime mostre. Questa è la mostra, ad esempio, Ci sono, proprio per far capire l'importanza che un luogo squallido con questi volti può diventare bellissimo. Ecco, inclusione, integrazione, risorsa. Dottor Birinotto, però mi sembra che la società non risponda molto a questo, tanto è vero che continuiamo a chiamarli con delle etichette invece di chiamarli per nome, loro hanno un nome, oppure quando passa la famosa parola che Mirella odia, il disabile, l'handicappato, il down, per non parlare poi quello che chiamavamo una volta i mongoloidi, delle cose allucinanti. Perché la società fa così fatica a capire questi genitori che sono stanchi, ci siamo anche noi, sono i nostri figli, e i ragazzi hanno deciso questo, io ci sono nel lavoro. Questa scrittrice che ha scritto questo libro, Sorrido a me stessa, che dice: io è vero che ho un lavoro, però non mi lasciano far strada, mi hanno messo su un angolo, io sono invece sicura che sarei capace di andare oltre, però non mi lasciano, non me lo fanno fare. Cosa diciamo, dottor Birinotto? Culturalmente non ci siamo proprio. Hai fatto una domanda sulla società. Sì, questa società è questo, oggi, ed è così da sempre poi. Ma la società è fatta di tanti individui, dobbiamo partire dall'individuo, ma no in astratto, cioè da me stesso, e chiedermi che valore do ad alcuni principi. Per esempio, a me veniva in mente, mentre altri parlavano, no? E si vedevano il filmato, anche questo nome, no? Silvano Agosti, un regista che ha fatto dei film veramente molto importanti. Lui un giorno è uscito con questa cosa: oltre a tutti i siti dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, dovremmo mettere l'essere umano patrimonio dell'umanità, perché ogni essere vivente, io lo allargo perché mi piace andare anche un po' oltre, non solo gli esseri umani ma anche gli animali, sono degli individui in cui pulsa la vita. Poi se andiamo oltre, anche le piante, esatto, addirittura anche le montagne, tempo fa si muovono, le montagne si muovono. Allora, gli esseri, cioè questo pianeta è vivente, dobbiamo prenderci cura di ogni singolo essere che si muove su questo pianeta, ma non solo per un principio etico, religioso o morale, che è importante comunque, ma anche semplicemente perché questa è la realtà delle cose. Se io comincio a essere non rispettoso di qualcun altro, vuol dire che dentro c'ho un disagio e non rispetto profondamente quella parte di me che è uguale in tutti, perché provate a pensare di bambini piccoli ancora prima di essere strutturati in una personalità, no? Andati in un asilo, bambini entro i 5-6 anni. Non è che stanno a guardare per esempio il colore della pelle, sono curiosi, vedono per la prima volta un bambino cinese oppure giocano africano. Assieme senza problemi. Insieme addirittura, cioè, senza neanche pensarci, questo è un esempio, ma lo stesso hanno una voglia di andare verso l'altro. Se noi abbiamo perso tutti questo per qualcosa di... Insomma, è una storia lunga che è raccontata benissimo in una piccola fiaba, no? Perché ormai la società diventa corrotta perché gli adulti sono stati corrotti, e questo è un passaggio che succede in ognuno di noi, tutti noi. Se noi prendessimo atto di questo, ritorneremo un po' di più alle origini. C'è una storia, se mi lasci raccontare, brevissima, certo, che è un re in un paese lontano dell'Oriente, è una favola, no? Che governava in maniera saggia, come ce ne sono stati. Anche Marco Aurelio è uno che storicamente in Italia ha fatto questa cosa. Era ben voluto da tutti, poi in un sogno sa che è una favola, una pioggia che porterà dell'acqua avvelenata che farà impazzire tutti. Allora lui dice: cosa faccio? Intanto mi metto via una scorta, perché se almeno io che sono il re resto savio, qualcosa succede. E un po' alla volta vede che tutti cominciano a essere impazziti, ma cominciano a dire ma il re è matto, perché noi sappiamo che chi non è sano di mente, tutti gli altri non sono sani di mente. E lui continua a avere tutti, anche i suoi consiglieri, la moglie, i figli, che cominciano a giudicarlo e criticarlo, e si sente isolato. E allora sapete cosa fa quel re a quel punto?
va a bersi anche lui l'acqua avvelenata. E noi tutti abbiamo bevuto quell'acqua avvelenata, però non voglio vedere l'aspetto negativo. L'aspetto positivo è che prima di bere quell'acqua avvelenata noi abbiamo ancora questa fonte inesauribile, e c'è comunque in tutte le religioni nella loro essenza, non nella loro distorsione, no? Cioè l'ha detto Gesù Cristo, l'ha detto Buddha, l'ha detto Maometto, no? Cioè, per citare solo le più importanti che mi vengono adesso, c'è in tutte le religioni questo principio, ma questo essere dentro con questi principi etici, con il principio di andare verso gli altri, dell'amore, c'è veramente dentro di noi. Se noi lo riusciamo a tirar fuori, chissà quando, non domani. Però dottor Bidinotto, ma c'è Erode che viene fuori sempre. C'è Erode che vuole uccidere questo bambino e questo sta succedendo. Dove stanno colpendo? Gli ospedali, le scuole? L'Erode viene fuori sempre e vince Erode. Il problema è là, su queste famiglie, su questi lavoratori. Io mi attengo alla chi storia vince? del Vangelo. Erode non è riuscito a trovare Gesù perché sempre attraverso dei sogni che ci sono in Matteo, nel Vangelo, no? Il primo sogno premonitore è quello di prendere il bambino e di andare in Egitto. E poi c'è anche il sogno dei re magi che gli dicono non tornare da Erode. Però non li abbiamo più, dottor Bidinotto, perché questi bambini muoiono, perché basta che schiacciano un bottone, arriva il missile o il drone. Se vuoi dire che c'è ancora Erode, c'è ancora Erode che ha dei nomi e cognomi in questo momento. E che fa dei morti incredibili continuamente. E non è solo quell'Erode lì, perché c'è anche l'altro Erode che dice di no, che ha fatto un errore, ma bombarda la prima cosa una scuola di bambine in Iran, no? Che erano innocenti. Questo c'è. Io sono però un ottimista e ti ho detto non domani mattina o tra 10 anni, ma futuro. E saranno i giovani, questo, vero? I giovani di chissà quali generazioni, perché forse ci vorrà qualche secolo, ma un giorno guarderemo indietro a vedere quanto eravamo veramente allora all'età vediamo della pietra. Confapi, perché ho forato, andiamo a vedere Confapi Venezia, poi salutiamo il nostro ospite, vediamo. La necessità di valorizzare il capitale umano presente sul territorio anche attraverso l'integrazione, alla luce della carenza anche della manodopera che affligge ormai cronicamente la nostra manifattura. Istituzioni e imprese a confronto, presentato il modello territoriale di integrazione del Veneto orientale nell'ambito dell'evento Dai Passi alla rete promosso da Apindustria Servizi in collaborazione con Confapi Venezia. Un momento di scambio che ha riunito istituzioni, imprenditori, rappresentanti del terzo settore e amministratori locali per affrontare la crescente domanda di manodopera e l'inclusione dei lavoratori stranieri. In questi giorni l'Istat ha sancito che il rapporto deficit-PIL in Italia è 3,1 e quindi questo certifica un paese che non cresce a sufficienza. Uno dei principali driver per la crescita economica di un paese, ma delle imprese in generale, è il capitale umano. Un modello territoriale sviluppato nell'ambito del progetto Passi Plus, finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione del Veneto. L'obiettivo condiviso è stato quello di costruire un sistema integrato capace di favorire non solo l'inserimento lavorativo, ma anche l'integrazione abitativa e sociale delle persone straniere. Abbiamo fasce di popolazione, soprattutto gli stranieri, che faticano ad alfabetizzarsi, lingua e regole. Il lavoro diventa il modo di inserire e quindi il sistema produttivo che sta in un territorio vivace come questo, che ha questo tipo di problematiche, sa stare insieme, sa pensare a una progettualità condivisa. Bisogna cercare di non ghettizzare le realtà straniere che vengono in Italia, quindi non tanto una società multiculturale quanto una società integrata. Questo è il nostro obiettivo. Allora, Alessandro Zanon, come ci saluta? Cosa vuole dire come messaggio? Io dico questo, che gli strumenti ci sono, le risorse anche, si tratta di incanalarle, di metterle a terra, facendo dialogare chi si occupa quotidianamente, ciascuno per il proprio settore, di questi temi. Quando ciascuno pensa al proprio orticello, fa magari anche bene il proprio lavoro senza metterlo in rete e senza condividere le criticità per trovare delle soluzioni comuni, succede che vengono fuori tutte quelle problematiche come le crisi, come il degrado sociale, come lo sfollato. Noi stiamo cercando nel nostro piccolo di fare questo, cioè di fare in modo che chi arriva, che non è necessariamente immigrato extracomunitario, uno straniero, sia messo nelle condizioni di poter entrare all'interno delle nostre aziende,
seguendo un percorso. Chi arriva fuori, quindi essere accolto, avere un insegnamento, ad esempio, della lingua, avere una formazione per le competenze basi, compreso quello della sicurezza e salute in luoghi di lavoro, un inserimento al lavoro e una casa, che spesso non hanno. Quindi un alloggio anche a prezzo calmierato, per fare in modo che ci siano le condizioni affinché le persone vengano accompagnate e le risorse pubbliche ci sono. Però, dottor Zanon, l'ultima cosa che voglio dirle, ma queste persone che non sono quelle che ha detto lei, queste donne che dicono chi mi prende a 60 anni, perché l'età è un ruolo importante. C'è la possibilità di farlo, ci sono gli strumenti, anche con Veneto Lavoro e Regione Veneto, per fare in modo che vengano riqualificate immediatamente. Perciò l'età è superabile? Non è più un problema l'età come lo era 30 anni fa, perché adesso a 58-60 anni si ha ancora davanti 5, 6, 7 anni di lavoro. L'età pensionabile è allungata, quindi non c'è la criticità di dire adesso non sappiamo più che cosa fare di queste persone. Le opportunità di lavoro ci sono, anche in settori magari diversi. La politica ha il compito di mettere a disposizione gli strumenti a queste persone e soprattutto in tempi rapidi affinché possano essere nuovamente inserite nel mercato del lavoro e senza dover delocalizzare, andare altrove, anche nella stessa zona industriale artigianale, perché le aziende cercano e le persone ci sono. Grazie veramente, grazie Alessandro Zanon, segreteria veramente della Confapri, avete sentito, ha le idee chiare, si può fare, dobbiamo unire le forze e crederci, e ora forse diventeremo anche un po' ottimisti. Grazie, grazie, pubblicità. Allora, prima di commentare questi due video che abbiamo visto del dottor Bidinotto, così abbiamo capito anche un po' di cosa si occupa il dottor Bidinotto, abbiamo visto la sede, saluto Domenico Telesca, referente provinciale per la giornata della colletta alimentare. Grazie Domenico di essere qui, veramente grazie. Allora, dottor Bidinotto, questa sede è importante, una sede dove si respira cultura, e la cultura fa bene allo spirito, fa bene alla mente, fa bene al corpo. Prego. Sì, questo è un circolo culturale, un'associazione che ho creato ormai 35 anni fa. Pensate. Siamo stati per tantissimi anni a Ponzano, in un posto molto bello, molto grande, e proprio subito prima del Covid avevo avuto questa intuizione, che poi è stata salvifica, diciamo, dal punto di vista pratico,
che cambiavano radicalmente le cose, infatti siamo stati chiusi per tanto tempo, ma ho costruito questo posto, ho fatto costruire, naturalmente non ho costruito io, un po' più piccolo, proprio vicino a Villa Margherita, di fronte all'ingresso di Villa Margherita. E la novità, sempre di più, è sempre stato così, è che non solo ci occupiamo di crescita personale, di meditazione individuale, ma questo va di pari passo, mentre qualcuno crede che sia staccato, con l'impegno sociale, non politico, sociale per i diritti umani. Allora per tanto tempo è rimasto fuori uno striscione, quello era l'allestimento di una mostra che abbiamo fatto nella primavera del 2024. Cioè proprio anche per me, come prima avevi espresso, c'era l'indignazione verso questo massacro di innocenti, donne e bambini, abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa. Un po' di amici artisti con alcune difficoltà, ma abbiamo improvvisato una mostra così, che era con le opere in vendita, ma non a fini di lucro. Le spese sono state tutte nostre e tutto il ricavato, non è stata una cifra enorme, però insomma qualcosa di consistente, è stato dato a un'associazione che operava a Gaza in quel momento e che ci ha dato garanzie di aver utilizzato immediatamente quei fondi. E poi abbiamo continuato con altre iniziative. Adesso da pochissimo ho cambiato un banner grande che c'è sul terrazzo perché dà sulla strada, e ho messo delle colombe su un fondo azzurro fatte da un artista di Treviso che ha collaborato anche a sta mostra, c'era anche nel video, che è Gianfranco Parpinel, con la scritta pace. Pace, che ne abbiamo bisogno. Allora, Domenico Telesca, pace, un momento dove la povertà sta crescendo, ecco, questi prodotti che fanno fatica ad arrivare, adesso ad esempio abbiamo bisogno di latte, il latte non arriva più, non si sa cosa stia successo dai banchi, quelli autorizzati, è un momento difficile per tutti, però il mondo del volontariato continua ad andare avanti. Prego Telesca. Sì, siamo proprio a 6 mesi dall'ultima colletta fatta davanti ai supermercati e fra 6 mesi ci sarà la prossima colletta. Io faccio il volontario per questa iniziativa e seguo un po' quella che è questa iniziativa della colletta, che è appoggiata all'iniziativa che vive tutto l'anno, che è quella del Banco Alimentare. Sicuramente l'aspetto importante è che il Banco Alimentare cerca di intercettare quelli che sono da una parte le esigenze delle associazioni e dall'altra quelle che sono le eccedenze nel campo agroalimentare, nel tentativo di dare un aiuto a queste associazioni. Chiaramente è una piccola goccia rispetto a quello che è l'esigenza che la povertà richiede come attenzione, ma il progetto del banco è quello di dare respiro a queste associazioni, in maniera tale da poter in qualche modo convogliare le proprie risorse su altre necessità, ma nello stesso tempo è un accompagnamento anche educativo a chi dona, perché comprenda che, è questa la finalità della colletta, che c'è un mondo da dover guardare e da dover aiutare, e in alcuni casi non è facile, come dici tu, ci sono prodotti che magari mancano, però ciò che non deve mancare è la coscienza nella gente che c'è un bisogno e c'è necessità di dare una mano, perché uno magari un po' di tempo ce l'ha e questo tempo è utile che sia speso per chi ha più difficoltà. Ecco, questo diciamo è l'aspetto che mi pare di dover sottolineare. Sì, ripeto, hai fatto molto bene Domenico, però io aggiungo una parola che veramente io non riesco più a capire, che è la burocrazia. Ci stanno soffocando di burocrazia. Io penso che il mondo del volontariato, con quello che ha dato, con quello che sta cercando di dare tutti i giorni, non abbia bisogno di questi controlli, di questo cartaceo e non solo con l'online,
per far capire quello che fa. Ecco, io sono convinta che c'è qualcosa che non torna. Ecco, noi ripetiamo e mandiamo via mail, ecco, di tutto e di più continuamente, ripetendo e dando sempre i numeri, ecco, che ci stanno veramente facendo dare i numeri. Questo mondo del volontariato che è stato colpito violentemente, Domenico, tu lo sai come la penso, ecco, io sono convinta che forse qualcuno deve rivedere, molte associazioni hanno lasciato, non sono state più in grado di continuare, e stiamo parlando di volontari che in tanti anni avevano dato tantissimo, e sono i nostri diversamente giovani. I giovani mancano, non ci sono nelle associazioni di volontariato. La maggior parte, ecco, dei casi, abbiamo pochissime realtà, e soprattutto quello che sta succedendo adesso, volevo sentire anche cosa ne pensa anche il dottor Bidinotto, abbiamo poco tempo, ma è la domanda che mi cosa ne pensate di quello che ha deciso di fare il prefetto di Treviso, di togliere alle cooperative l'accoglienza di questi immigrati, di queste caserme, e di darla alle associazioni di volontariato. Bisogna avere minimo 6 soci, avere minimo 6 anni di attività, perché vuole cambiare un po' questo modo e la gestione dell'accoglienza. Cosa ne pensa Bidinotto? Non più le cooperative, ma il mondo del volontariato che si occuperà delle caserme, e si parteciperà chi vorrà a questo bando per riuscire a fare questa accoglienza. Sì, più che dare una valutazione generica sulla differenza tra il mondo della cooperativa e il volontariato, io credo che ci sia di base una ricerca di vedere cos'è che spinge, che muove. Il volontariato ci sarà sempre, difficilmente scomparirà. Abbiamo sentito che può avere delle grosse difficoltà, perché quando poi si tratta di qualcosa di più organizzato o di questioni burocratiche, so anch'io cosa vuol dire muoversi volontariamente senza coordinamento. Però un encomio incredibile a chi continua, nonostante tutte queste difficoltà, a dare quello che può dare, ma non escludo che possa esserci ancora un ruolo importante delle cooperative. Non entro nel merito perché non conosco l'argomento, bisogna vedere meglio chi Telesca, cosa ne pensi tu di questo cambiamento che fa la prefettura di Treviso, parlo noi in tutta Italia, la prefettura di Treviso, di dare la possibilità al mondo del volontariato, alle associazioni, non più alle cooperative, di gestire l'accoglienza nelle caserme dove ci saranno questi posti? Prego. Ma anche io ho una conoscenza molto relativa di questi aspetti. Quello che credo che sia importante è dare la possibilità a tutte le realtà che si muovono sul territorio, e probabilmente l'aspetto anche più importante è quello di riuscire a coordinarsi effettivamente, perché la vera difficoltà credo che sia di riuscire a parlare in maniera unita, cioè di fare in modo che tutte le realtà possano in qualche modo collaborare, anche per evitare di sprecare delle risorse, perché magari ci sono delle associazioni che sono più in grado di dare un certo tipo di aiuto e altre che magari sono più in difficoltà, ma alle volte mettersi insieme aiuta a indicare qual è la strada giusta. Credo che qualsiasi iniziativa sia positiva nel momento in cui, una volta messa in campo, possa essere in qualche modo sperimentato e verificato l'efficacia, e si riesca in qualche modo anche poi a correggere il tiro nel momento in cui questa iniziativa magari può avere delle difficoltà, delle criticità. Credo che al di là di quale sia la modalità, ripeto, è importante che non si dimentichino le persone, che non si viva in maniera distratta, perché comunque, e l'abbiamo visto in questo periodo, anche in questo inverno, è molto importante che ci si rimbocchi le maniche, e alle volte si scoprono che attraverso delle realtà che sul territorio magari sono attive, si intercettano volontari nuovi, proprio perché sì, è vero che ci sono tanti volontari che hanno
una certa età, però alle volte si riesce a scoprire che ci sono delle disponibilità che sorprendono, e questo è perché l'associazione, che magari sul territorio ha un certo tipo di attività, possa in qualche modo non solo servire e dare un aiuto a chi è in difficoltà, ma magari attraverso un'iniziativa particolare chiedere anche a chi è intorno di dare una mano. E questo alle volte io l'ho potuto proprio vedere, che è un aspetto che è fondamentale, cioè le associazioni sì, hanno delle difficoltà, però bisogna anche imparare a proporre sul territorio e magari a intercettare chi potrebbe dare una mano. Io ho visto quest'anno proprio il banco molto concentrato sulla scuola. È un ambiente dove si lancia un'iniziativa, magari viene raccolta da alcuni, però è un segnale forte e mi accorgo anche come nel tempo questo segnale trova persone che nel tempo poi si rendono disponibili. Certo, è una piccola cosa, però è fondamentale. In un mondo abbastanza individualista come quello in cui viviamo, è fondamentale riuscire a intercettare anche quei piccoli spiragli di speranza. Però questo si fa se riusciamo a fare squadra finalmente, capire Certo. chi siamo, ognuno cosa fa, perché come dico sempre, se tutti facciamo tutti e rimaniamo isolati, alla fine ci ritroviamo in queste condizioni. Cos'è la cosa che ti preoccupa di più, Domenico, in questo momento dove questa povertà aumenta, la scarsità di cibo che fa fatica ad arrivare, siamo in tanti purtroppo? Velocissimo, prego Domenico. Ma quello che mi preoccupa è il fatto che chi si trova in una condizione di difficoltà percepisca questa solitudine, cioè il fatto di non essere in qualche modo in grado di essere accompagnato. E credo che per questa ragione sia importante che ognuno guardi e si accorga di chi intorno è in difficoltà e magari cerchi anche di capire chi sul territorio è in grado di dare una mano, perché queste due cose devono in qualche modo essere messe in contatto. Alle volte, ecco, la questione che mi preoccupa di più è il fatto che sempre di più la gente, ripeto, in una società individualista così particolare, rimanga sola e che non riesca a capire che effettivamente c'è qualcuno che può dare una mano. Alle volte succede anche appunto il giorno della colletta alimentare, che ci avvicinano persone che dicono: io ho un problema, da chi posso andare, a chi posso rivolgermi? Questo è un segnale, nel senso che vuol dire che la gente è così in difficoltà che non sa neanche da chi andare. Noi gli diamo delle indicazioni, però immagino che una cosa del genere possa accadere un po' dovunque. E alle volte anche un po' l'imbarazzo, perché ci sono anche situazioni critiche che nascono in maniera inaspettata, magari la perdita di un lavoro, una condizione particolare che uno vive in una contingenza delicatissima e magari è più forte l'orgoglio della necessità di dover in qualche modo andare oltre quella difficoltà. Ecco, questo è forse un aspetto che sarebbe importante che venisse in qualche modo Tedesco, ormai sottolineato. manca un minuto. Oltre agli alpini, non è il caso di far ancora di più intervenire le scuole, i ragazzi a fare queste collette alimentari? Perché vedo sì, ci sono, ma non tutte le scuole partecipano, non tutti i ragazzi, invece quelli che partecipano hanno piacere. Vuoi lanciare un messaggio? Ti va un minuto per dire che questi insegnanti, questi dirigenti devono aiutare la colletta alimentare con questi ragazzi, non solo gli alpini. Prego. Sì, sicuramente ecco, quello che posso proporre è di sentire, di guardare il sito del Banco Alimentare,
e di chiedere appunto a chi nel banco alimentare già propone questi progetti di venire nelle scuole, perché in un'ora si riesce a raccontare cos'è la colletta, ed è un lavoro che non solo aiuta a costruire il gesto della colletta alimentare, cioè la raccolta del cibo, così come già è accaduto e come sta accadendo in alcune Veloce scuole. Domenico. Prego? Veloce che sto chiudendo. Dicevo, scusami, non solo questo, ma aiuta anche a diventare coscienti di che cos'è lo spreco e quindi in qualche maniera ad essere più attenti. Grazie a Domenico Telesca, referente appunto provinciale della giornata della colletta alimentare. Grazie ancora al dottor Umberto Bidinotto, presidente Circolo Culturale, che abbiamo visto molto importante. Dobbiamo unire le forze e andare avanti, non c'è niente da fare, uniamoci. Grazie, andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, oggi siamo ancora una volta negli studi di Rete Veneta, perché daremo qui l'assegno. E a chi lo daremo questa settimana? Venite a vedere. Ecco qua, qui siamo vicino a questa coppia che voi avete già conosciuto, che sono venuti in trasmissione. Irene è ammalata, ha dei grossi problemi, lui non lavora e non ce la fanno a vivere. Hanno anche uno sfratto che se non paghiamo qualche affitto non so cosa succederà. Lei non vuole andare su una strada. Allora, iniziamo subito da Jean-Pierre. Cosa è successo, Jean-Pierre? Niente, purtroppo mia moglie si è ammalata di reni, ha avuto 2 trapianti di reni, di quali uno è andato male. Adesso ho dovuto mollare il lavoro 4 anni fa per stare vicino a mia moglie perché ne aveva molto bisogno, sperando che lo Stato mi aiutava con 30 anni di servizio, e invece ho 59 anni, adesso sono veramente in crisi completamente. E non stai bene neanche tu perché tu hai un inizio di Parkinson. Sì, da bambino mi hanno trovato questo Parkinson che un po' alla volta degenera direttamente, vuoti grandissimi di memoria, ricordarmi i nomi o le vie o altre cose. Ascolta Jean-Pierre, ma pensavi di una coppia così bella, così unita, di finire così? Perché voi avevate anche un appartamento, però anche là è arrivata una truffa. Sì, ora prima truffa è stato il cuore che abbiamo io e mia moglie, che quando vediamo persone in difficoltà, sapendo cos'è la difficoltà, aiutiamo le persone. Seconda, abbiamo avuto una truffa perché abbiamo comprato un locale pensando il nostro futuro. Ho versato 40.000 euro, dopo c'è stata una truffa, il locale costava 100.000 euro, 60.000 euro dovevamo pagarli in 5 o 6 anni, invece appena dati i soldi, dopo un mese ci hanno telefonato che volevano tutti 60.000 euro nel momento Perché poi succede anche questo, cioè quando piove dentro, piove dappertutto, proprio si allaga la casa, come in questi giorni. Infatti loro hanno avuto anche la casa allagata, perché non c'è mai abbastanza il peggio. Sono molto fragili queste persone, sono delicate, sono gli avvoltoi in giro che non vedono l'ora di trovare queste persone, proprio per depredarli di tutto quel poco che a loro rimane, perché queste persone ci sono in giro e poi fanno i VIP magari queste persone. Allora Irene, tu cos'è che vuoi dire? Come stai? Io non sto bene. Scusate, non sto bene perché ho tanti problemi e io ho paura di andare via di casa. Tu hai paura di finire su una strada, hai detto quella sera in trasmissione. Io non voglio finire in una strada. No, io non voglio finire su una strada, sperando di avere una possibilità di trovare una casa un po' che mi stia bene a me, che mi stia bene anche a mio marito, a tutte e due. E soprattutto un lavoro anche per tuo marito. Sì, anche per mio marito un lavoro qualsiasi cosa. Secondo te Irene sarebbe utile il reddito di cittadinanza che tanti criticano, e invece io sono a favore di questo reddito di cittadinanza, specialmente per coppie come voi all'interno di un percorso di lavoro? No, non lo so questo, ma penso di sì.
perché certe persone che hanno bisogno come noi, penso che anche altre persone hanno bisogno di questo aiuto molto grande, molto speciale. Allora, voi non lo sapete, ma io che li seguo da un periodo, allora lui è come suo angelo custode, non la lascia un secondo, perché lei purtroppo ha dei grossi problemi di salute. Però è un angelo che vuole molto bene a questa donna, lei vuole molto bene a questo uomo, però cos'è che manca? Cioè non si può vivere due cuori in una capanna, ci vogliono soldi per vivere. Allora guarda Irene, noi intanto ti diamo un sostegno. Allora, questo è l'assegno che voi, grande famiglia, grazie ai vostri contributi che ci avete donato in questi anni, riusciamo a far ispirare queste persone, perché loro con questi soldi pagheranno l'affitto, perché sono 2 mesi, 3 di arretrati, perciò noi daremo la possibilità almeno di far stare tranquilla Irene, che non sarà su una strada, perché voi sapete che quando voi pagate anche solo